Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro organizzato da Progress Progetto Repubblica Sarda di Teulada. È un primo incontro che facciamo su argomenti che Progress ritiene fondamentali per arrivare al raggiungimento di quell'obiettivo che è quello di creare una Repubblica Sarda. La moneta complementare oggi verrà spiegata in termini tecnici, quindi cerchiamo di capire di che cosa si tratta. Verrà spiegato inizialmente, ci sarà l'intervento di Giovanni Acquatti che ci parlerà di finanza etica, e poi c'è l'amministratore delegato di Sardex, che è uno che vive di moneta complementare, Murru, che ci spiegherà nel concreto in una comunità quali sono le funzioni e gli obiettivi di questa moneta complementare. Quando qualche giorno fa ho passato i manifesti per promuovere questa iniziativa, ovviamente tutti mi hanno chiesto, vabbè, oltre chi siete, e questo vabbè è semplice da spiegare, diventa un po' difficile spiegare in concreto cos'è questa moneta complementare, perché tutti pensano ovviamente che sia una moneta che va a sostituire in toto l'euro. Ovviamente questo non è possibile. La parola stessa complementare vuol dire che è uno strumento che si affianca alla moneta che ha corso legale, che in questo caso da noi è l'euro. Dopodiché lasceremo spazio a Massimeddu che spiegherà i progetti e gli obiettivi di Progress, e dopodiché lasciamo la parola alla platea e spero che ci siano molte domande e che noi e che i nostri ospiti possano dare risposte il più esaurienti possibili. Lascio la parola adesso a Giovanni che ci parlerà di finanza etica. Grazie. Allora, vediamo se riusciamo a tirare qua. Pronto? Mi avvicino di più così. Quando uno deve intervenire all'inizio è sempre un po' un casino, nel senso che deve dare un po' il quadro della situazione, deve cercare un po' di inquadrare il tema. Quando si parla di monete complementari, io proprio di monete complementari, bene o male, mi occupo da una quindicina d'anni, più o meno, però non le conosco tanto bene approfonditamente come questi di Sardex, devo dire, perché loro poi l'hanno applicata. Io le conosco così, in modo superficiale, contatti, conoscenze. Sono stato perfino in Brasile a vedere un'esperienza a Fortaleza, una bellissima esperienza di una moneta, che in questo caso è una vera e propria moneta che circola, al pari del real brasiliano. Il contesto della moneta complementare viene fuori per me da tutto un lavoro che ormai svolgo da 33 anni più o meno nel campo della finanza etica. In sostanza la mia storia di vita è una storia di vita di 10 anni di banca tradizionale negli anni 70, finché a un certo punto, lavorando un po' in un'attività, in un centro sociale, vedendo che c'erano tutto un sacco di iniziative che non venivano sostenute perché o erano cooperative, associazioni o piccole entità che non trovavano credito, ma i soldi venivano dati solamente a coloro che già ce li avevano. Oggi manco a questi li danno perché le banche non finanziano più niente, tra parentesi. A questo punto mi sono entrato in crisi, ho detto ma come cavolo faccio a lavorare in una banca, che a quel tempo era la Cariplo, adesso non esiste più perché è Banca Intesa. Lavoro in una banca che non finanzia quello che dico io, ma qua vivo in un'esperienza di centro sociale fuori, mi sono trovato in una crisi di identità profondissima. A un certo punto, quando ho scoperto che esisteva una realtà che aveva avviato un anno prima, ancora in maniera molto embrionale, un progetto di cooperativa finanziaria che si chiama MAG, Mutuo Autogestione, che si occupava di denaro, quindi di raccogliere il denaro dei cittadini che in quel momento diventavano protagonisti, tuttora esistono queste esperienze, mi è scattato la lampadina di Archimede classica. Ho mollato immediatamente la banca, proprio così, una scelta da un giorno all'altro, date le dimissioni, e ho avviato la cooperativa MAG,
che vuol dire proprio una cooperativa finanziaria. Ho cominciato ad andare in giro a chiedere ai cittadini: sentite, anziché tenere i vostri soldi in banca, dateli a me. Cioè a me nel senso, non a me personalmente, cioè avevo costruito una cooperativa ed è stato un meccanismo di conoscenze, contatti, relazioni, di fiducia reciproca che si è innescata, e da lì il movimento è cresciuto e le MAG sono diventate 8 nell'arco di 7-8 anni negli anni 80, a partire dal 1980 è stata la mia decisione di Salamanca. E sono cresciute anche le esperienze, si è cominciato a capire che il denaro può essere davvero gestito dai cittadini e non lasciato gestire dagli altri. Devo dire che 33 anni dopo la mia prima esperienza, io mi ritrovo adesso in Sardegna a rinnovare, a rimettere in moto questi processi, perché sto vedendo che ci sono delle condizioni qua in Sardegna estremamente interessanti. Di Sardex parlerà poi Roberto, ma si stanno creando tutta una serie di condizioni. Qua vedo anche Pietro con tutta la sua progettualità dietro la banca di Cagliari, no? Stiamo prendendo contatti con tutta una serie di iniziative per lo sviluppo del territorio. Tra l'altro mi piacerebbe molto che anche, siccome ho lavorato già col comune di Villa Simius, tra poco lavoreremo con i comuni di Santo Lussurgio, Orroli, per cercare di mettere in moto dei processi di sviluppo del territorio, cercando di collegare le idee alla finanza che poi raccogliamo direttamente dai cittadini, perché sono i cittadini stessi che sono in grado di vedere e di controllare dove questi quattrini vanno a finire, perché le banche tra l'altro a livello generale non finanziano più, per cui bisogna in qualche modo rimettere in moto una forma di protagonismo, di autogestione vera del nostro denaro. Se ci riusciamo davvero a fare qualcosa di interessante, perché lo dicevo già anche ieri sera, qua c'è qualcuno che ha partecipato ieri sera a un incontro a Cagliari. Noi stiamo vivendo in un mondo che, ormai lo sappiamo tutti, è talmente evidente, che ha la finanza in testa. Noi stessi abbiamo il denaro in testa. Non facciamo nulla senza il denaro, o non ci muoviamo se non c'è denaro. Il denaro è il cardine intorno al quale si sviluppa la nostra esistenza. Non c'è verso. Ma oltretutto siamo vittime del denaro, per il semplice fatto che non ci muoviamo più davvero se non abbiamo nulla. La stessa logica del contributo pubblico, altrimenti non si mettono in moto le iniziative, è un'altra condizione in cui ci siamo trovati immersi, anche culturalmente, perché ci hanno abituato a pensarlo in questo modo, perché va bene, nel momento in cui tu hai bisogno di me, dei miei contributi, ti abituo a rassegnarti e dire: se non hai soldi non fai nulla, è meglio che stai zitto, quindi ti controllo più facilmente. Bisogna reagire, i cittadini devono reagire, non possono accettare queste logiche di sottomissione, devono diventare protagonisti della loro vita, e vuol dire anche protagonisti della gestione del proprio denaro e quindi della gestione delle proprie idee, lanciarle in giro, cominciare a comunicarle, creare reti, creare collegamenti. Il denaro è proprio il cardine, è il centro. Infatti io faccio sempre questo esempio perché secondo me è illuminante, e io spero anche che cali nel cervello delle persone, perché è una logica molto, molto chiara per vedere come il mondo da 30 anni a questa parte si è completamente stravolto. C'è sempre stato, io oserei dire fino alla fine degli anni 70, inizi anni 80, quando è cominciato il movimento delle MAG, e poi quando la finanza è diventata una notizia dei telegiornali, mentre prima non era una notizia dei telegiornali, possiamo dire che in qualche modo c'era la politica che determinava le scelte, no? La politica determinava i grandi ambiti di intervento, aveva un certo potere di intervento, gestiva l'economia di un territorio, e la finanza era un supporto, era lo strumento per permettere ai progetti di funzionare. Oggi è esattamente l'opposto, cioè la finanza è in testa al posto della politica. La politica non conta nulla perché è succube della finanza. Infatti adesso i politici hanno paura a fare qualunque azione, perché altrimenti interviene la speculazione, intervengono i grandi strumenti, e questa paura ha scatenato una dinamica di rassegnazione. Siamo tutti fermi, siamo rassegnati a subire questo stato di cose, e non c'è più una politica in grado di prendersi in mano le redini
del proprio sviluppo. Questo sovvertimento, quindi mettere in mano alla finanza la nostra esistenza, è il dramma che il mondo sta vivendo oggi, non solo l'Italia, il mondo intero sta vivendo oggi. Queste cose qua mi si sono chiarite ovviamente in 30 anni di lavoro, di sviluppo, di riflessioni, di incontri, e soprattutto in questi ultimi 10 anni poi di euro e di meccanismo di decadimento sociale e culturale dell'Europa, proprio anche a causa dell'euro, perché, ce lo dicevamo poi in macchina, l'Europa non è una nazione, non lo è. E normalmente la moneta è il simbolo di una nazione anche. L'Europa non è una nazione, è un insieme di stati che ha le sue autonomie di gestione, non è una nazione. Pretendere con l'euro di unire l'Europa è stata, io stesso devo dire, sono cascato nel tranello, siamo tutti cascati un po' nel tranello, l'80%, forse il 90% degli italiani guidati da Prodi siamo andati a votare per l'euro, ho detto siamo tutti d'accordo. Oggi non so se andassimo a votare cosa succederebbe, probabilmente non dico che è invertito completamente, però la maggioranza non sarebbe certamente più d'accordo, perché ci siamo lasciati abbindolare dalle logiche del sistema che bene o male ci controlla molto bene. Quindi in questi 30 anni ovviamente la storia l'inizio della storia è sempre fondata su alcuni meccanismi fondamentali. Il concetto di finanza altra, di finanza diversa, era nata per me già all'inizio degli anni '80, quando ho deciso di uscire dalla banca, e da lì è nato il concetto di finanza etica. Anche se poi subito, quando è nato questo concetto di finanza etica, qualcuno mi dice: ma perché la chiami etica, finanza etica? Oppure successivamente: ma perché la chiamate banca etica? Perché bisogna chiamare etica una cosa che dovrebbe essere una cosa normale, che è un'attività semplicemente di aiutare le persone a sviluppare? Dovrebbe essere finanza, punto. Non bisognerebbe neanche dire etica. Perché bisogna distinguersi? Evidentemente perché il decadimento, l'uso distorto che si sta continuando a fare sta peggiorando la situazione della finanza oggi nel mondo, è evidente che sta creando delle distorsioni pazzesche che stanno invadendo ogni angolo della nostra esistenza, anche quella quotidiana, la vita di tutti i giorni, cioè perché la finanza sta proprio invadendo tutto. E allora il concetto di finanza etica è stato importante perché ha ricostruito alcuni elementi valoriali, che poi sono, se volete, gli stessi elementi primordiali, cioè da quando è nato, non so, primordiali nel senso di come, quando sono nate il sistema delle banche, le banche di credito cooperativo, le casse di risparmio, fine 800, inizi 900, dove proprio c'erano le persone che erano soprattutto casse rurali, banche di credito cooperativo, casse di risparmio, c'erano che finanziavano quello che oggi viene definito microcredito, cioè andavano dei contadini a aiutare l'acquisto di una mucca o delle galline, eccetera. Erano queste le operazioni che si facevano all'inizio degli anni 900. È un po' ritornare a fare il mestiere di prestare il denaro a chi ce l'ha bisogno per fare delle attività economiche davvero, cosa che non si fa più, no? E quindi la finanza etica ha voluto recuperare non solo questo, ma tutta una serie di valori e ha cominciato a dire: bene, qualche punto ve lo accenno solamente, perché io non so neanche quanto tempo ho a disposizione, 20 minuti, non so quanto sarà, adesso magari mi daranno una martellata in testa oppure voi dite: oh ragazzi, basta, non parlare più perché siamo stufi, e io smetto, così almeno parlano un po' anche gli altri, però non la farò molto lunga, spero di essere abbastanza chiaro nelle cose che voglio dire. Quindi il concetto di finanza etica e recuperare i valori. Il concetto di finanza etica, prima cosa che ha fatto, ha detto: va bene, io devo finanziare solo alcune cose, non altre. Ha cominciato a dire: bene, il sociale, l'ecologia, le energie naturali, iniziative c'è un po' di trambusto in sala, bene. Ci sono tanti posti anche qua davanti, anche qua, anche qui davanti, se volete sedervi sul sedile. Ci sono una sedia che è rotta, qui la togliamo. Ecco, perfetto. Quella che è messa lì. No, dicevo, per cui
E anche quando è nata poi successivamente Banca Etica, di cui poi se ci sarà tempo e voglia o mi chiederete voi vi accennerò, ha fondato proprio il suo sviluppo sulla scelta di settori ben definiti di intervento, per cui una banca come tutte le altre che però ha scelto di finanziare solo l'ambiente, l'ecologia, il sociale, le energie alternative, eccetera, e forme anche societarie di un particolare rilievo. Un altro elemento caratteristico della finanza etica è la trasparenza. Cosa vuol dire trasparenza? Vuol dire semplicemente fare in modo che i cittadini tutti sappiano dove vanno a finire i quattrini. Tutti i finanziamenti fatti sono elencati in internet. Uno può vedere, può perfino dire perché avete finanziato quella roba lì, io sono contrario, vi spiego perché e ci danno modo di riflettere, di valutare quel progetto e semmai riprenderlo e andare a controllare e verificare se funziona realmente secondo i criteri e le caratteristiche che sono nel mondo della finanza etica. Un altro elemento di cui vi ho già accennato è quello della diventare protagonisti, essere partecipi direttamente. La finanza etica ti dà modo, e in tutti gli ambiti, in tutti gli strumenti che si è data, i cittadini sono protagonisti, indicano i progetti da finanziare, possono partecipare direttamente anche a sostenere con dei contributi o con dei soldi direttamente, perché quello che chiede la finanza etica al cittadino è non lasciare gestire i tuoi soldi da nessuno, devi essere tu protagonista, devi tu sapere dove vanno a finire. È un concetto rivoluzionario, se volete, no? Che in questo momento in Italia, paragonato a banca etica, io vedo esclusivamente molto vicine le banche di credito cooperativo, che sono le uniche che in qualche modo sono un po' partecipate dai cittadini e che in qualche modo conoscono perfettamente dove va a finire il denaro, anche se ancora non hanno fatto una scelta di campo, non hanno detto finanzio solo l'ecologia, l'ambiente, eccetera, ma finanziano coloro che hanno bisogno dei quattrini. Da lì si potrebbe ragionare molto per selezionare e qualificare la tipologia di intervento, perché anche in un territorio di questo genere bisogna proprio cominciare a mettere dei criteri più stringenti anche per lo sviluppo di un progetto di un territorio. L'altra, un concetto che per me è chiaro, che per me è nella mia storia, perché fa parte della mia vita degli anni 70, è il concetto di autogestione. Il concetto di finanza etica, che poi deriva un po' dall'essere protagonista, ha anche come fondamento il processo di autogestione, l'idea dell'autogestione. E l'idea dell'autogestione mi pare che sia un po' anche nei movimenti indipendentisti che ci sono, c'è questo concetto di autogestione che è un concetto altissimo. Autogestione vuol dire quello che dicevo prima, voglio essere io protagonista dello sviluppo del mio territorio, non voglio che nessuno metta le mani qua, devo essere io a decidere perché questa è la mia terra, però non mi chiudo, sono aperto al mondo, guai a essere chiuso, perché io sono un granello di sabbia nel pianeta, non sono il pianeta, no? È sempre questo concetto di sentirsi, perché ci sono molti che vivono questa dimensione, si sentono il tutto o il meglio di tutto, ma non si capisce che invece sono un pezzettino di un tutto. Questo concetto, che porta poi successivamente al concetto di rete, di sentirsi più partecipi e protagonisti, è un lavoro culturale su se stessi fondamentale che deve essere fatto e che per la verità non fanno nemmeno oggi le associazioni o le cooperative, perché ci sono molte associazioni cooperative che si sentono talmente importanti e totalizzanti che credono di essere le uniche, le più brave e non si mettono in discussione, non si confrontano. Mentre invece la cosa fondamentale è che dentro anche il concetto di autogestione è quello di rete, di mettersi insieme e autogestirsi collettivamente. Un ultimo elemento che secondo me è molto importante e caratteristico della finanza etica è la qualità più della quantità. E qui questo richiama un concetto che anche ieri sera era stato estremamente importante. Chiamo ieri sera perché c'è qua qualcuno che l'ha sentito e poi soprattutto è stato molto interessante affrontarlo, il concetto della concorrenza. Oggi non esiste possibilità di concorrenza perché non c'è parità di partenza. Ci sono degli enormi capitali a disposizione di uno, è talmente, per fare un esempio, lo dicevo in macchina anche a lui,
uno che ha delle possibilità economiche per distruggere un'attività di qualcuno, ci costruisce un negozio che vende gli stessi prodotti a fianco, abbatte i prezzi per una settimana perché può fargli concorrenza, però ha delle grandi potenzialità economiche, abbatte i prezzi del 50%, quell'altro fallisce, una volta che è fallito si prende tutta la sua parte, aumentando i prezzi di nuovo. È un esempio banale, ma è l'esempio di quello che oggi avviene nella realtà. Ci sono i grandi colossi, i grandi potenti che hanno un'enormità di mezzi, possono anche permettersi di perdere i quattrini e poi, una volta che hanno azzerato tutti i concorrenti o tutti i competitor, vincono. Sta succedendo esattamente questo oggi, o sono in grado di comprare a destra e manca perché hanno una marea di quattrini. Ora, per scardinare questo concetto, bisogna lavorare, bisogna proprio buttare via il concetto di quantità, ma solamente di qualità. Intendo dire, per esempio, gli interessi, non bisogna pensare agli interessi più alti, bisogna semplicemente pensare a come viene usato il denaro. Qualità nell'uso delle risorse, non quanto interesse prendo, perché una banca tradizionale che poi il denaro lo spreca o lo butta via o lo investe in cose sbagliate, può permettersi di applicare interessi sempre molto superiori a quelli di un'entità che invece usa il denaro in maniera differente o che sta nascendo adesso come Banca Etica, le MAG o altri strumenti di questo genere. Altro esempio, il mondo dell'economia sociale o della produzione biologica. In molti casi noi abbiamo, che se concorriamo sul piano della quantità o del prezzo dei prodotti, abbiamo già perso in partenza, perché è molto complicato e difficile combattere sul piano quantitativo quando abbiamo dei colossi che sono in grado di produrre verdura, patate a 50 centesimi al chilo. Come si fa? Quindi qua è anche questo una rivoluzione culturale, vuol dire che bisogna anche noi puntare sulla qualità più che sulla quantità. Bisogna che necessariamente i nostri progetti siano accompagnati non attraverso un discorso basato sui numeri e sulla forza, ma su quello che ci sta dietro, perché lo facciamo, come lo facciamo, che risultati ha sul territorio, che ritorni ha in termini di benefici. Insomma, questi concetti di finanza etica sono poi sviluppati anche in tutta una serie di altri settori dell'economia, no? Per cui la finanza non è necessariamente legata al denaro in quanto tale, ma il denaro serve per sviluppare progetti e sviluppare idee. Se volete, la finanza etica come elemento chiave ha detto: io non entro nella speculazione internazionale, non faccio derivati, non faccio nessuna operazione di questo genere, ma bensì finanzio l'economia reale. E che oggi, diciamo, per esempio Banca Etica o alcune banche di credito cooperativo finanziano davvero la realtà territoriale. Le altre banche Intesa, Unicredit, Deutsche Bank e tutte le mega banche a livello internazionale, per me hanno la X sopra, anzi invito sempre coloro che hanno i conti correnti di toglierli immediatamente, perché quelle fanno solo danni per il mondo. Io sono drastico, tragico, magari mi ascolterà qualcuno, mi denuncerà, non me ne frega niente, però questo è per me una questione di vita. Ora, in questo momento dunque, e cerco di concludere, poi spero che ci saranno delle domande da parte vostra, quello che bisogna fare di fronte a questo panorama abbastanza drammatico che io vedo davanti a me, perché quando il mondo è in mano alla finanza io ho solo paura, perché so cosa vuol dire, credo che l'unica possibilità che c'è è che i cittadini si riprendano in mano la loro esistenza, la loro vita, comincino davvero a ridiventare protagonisti in tutto. E quindi senza aspettare che ci siano i contributi pubblici, senza aspettare che ci sia il beneficiario tal dei tali che ti mette a disposizione i quattrini. No. Tirare fuori le idee, tirare fuori i progetti e cercare di creare delle reti, innescare dei processi di autoaiuto reciproco affinché questi progetti possano avere le gambe per funzionare. Non credo che ci sia, in questo momento è un momento di resistenza, le stesse monete complementari sono forme di resistenza
Disistenza ad un degrado che in Italia è ancora grave. Qua potremmo stare a parlare molto sul perché l'Italia è in questo stato. Ci sono tutta una serie di elementi abbastanza preoccupanti, non ultimo il fatto che in questo momento l'Italia si trova a produrre in modo non più competitivo a livello internazionale. Per esempio, ho letto recentemente un libro nel quale si deduce che i costi di produzione in Germania per unità di prodotto sono inferiori a quelli dell'Italia. Cosa significa? Che noi non siamo più competitivi. Le nostre produzioni non reggono neanche il mercato tedesco. Figuriamoci quello cinese. Questo significa che siamo stati un po' stupidi negli ultimi anni passati, per il semplice fatto che non si è investito in tecnologia, in sviluppo delle capacità dei lavoratori, in innovazione. Le aziende sono rimaste vecchie, con macchinari e attrezzature vecchie, mentre la Germania ha fatto esattamente l'opposto. Se aggiungiamo a questo tutto l'euro e tutto il meccanismo di disfacimento del Sud Europa che è in corso da vari anni, credo che il quadro diventa abbastanza preoccupante e dal mio punto di vista la sola cosa da fare è ritorniamo a noi cittadini. Siamo noi che possiamo diventare davvero i protagonisti, partendo, se volete, dal nostro denaro. Anzi, se non si parte dal nostro denaro, che è il cardine, è sempre lì. È il cardine, se non si comincia a prendere nelle mani il denaro e gestirlo in modo diverso, credo che sarà molto difficile che noi riusciamo a cambiare le cose. Mi fermo qua per il momento. Grazie. Allora, adesso parlerà Roberto Spanu, amministratore delegato di Sardex. Buonasera. Sì, magari poi vediamo se è il caso di... Intanto ringrazio per l'occasione di parlare un po' della nostra attività e devo dire che oggi non è molto simpatico da parte nostra vedere tutta questa attenzione, spesso a sproposito, che viene concentrata sulle monete complementari, anche perché spesso in questi giorni soprattutto notiamo un fermento in molte parti d'Italia dietro il quale molte volte non c'è una riflessione, uno studio, ma c'è un po' questa idea che la moneta complementare costituisca un po' una panacea per non si sa bene quali mali, ma comunque è di moda e la usiamo. Mi dispiace deludervi, ma la moneta complementare non è una panacea per tutti i mali, è uno strumento molto innovativo, uno strumento intelligente, ma come tutti gli strumenti in sé nasconde poco. Pensate un po' al coltello, dire che un coltello è una cosa cattiva, una cosa buona, diciamo, è un esercizio piuttosto stupido, perché il coltello usato per tagliare il pane è senz'altro una cosa particolarmente positiva, lo è meno quando viene usato come strumento d'offesa. Ecco, questa riflessione un po' banale spesso nasconde molta superficialità nell'affrontare un tema come quello delle monete complementari, che è diventato il nostro lavoro, probabilmente è anche diventato un servizio d'esportazione dell'economia sarda piuttosto interessante, ma deve essere compreso ed applicato in maniera, come dire, cosciente. Adesso, se siete d'accordo, vi racconterei un po' qualche meccanismo, i meccanismi base di funzionamento della moneta complementare, farei qualche accenno alla loro storia, per poi darvi un piccolissimo panorama di applicazioni virtuose che ci sono state nel mondo, diciamo, nei tempi addietro e ci sono tuttora. Intanto moneta complementare. Allora, sulla moneta
vedete, succede una cosa piuttosto curiosa. Se io chiedessi a ciascuno di voi adesso che cos'è la moneta, una cosa che tutti avete in tasca in questo secondo, in quantità più o meno, almeno 1 centesimo suppongo lo abbiate tutti, ma se vi chiedessi cos'è la moneta, probabilmente riceverei una definizione diversa da ciascuno di voi. Definire la moneta, guardate, questo non è un demerito vostro o nostro. Se voi aprite anche i libri di economia non trovate una definizione univoca di moneta, trovate le cose più strane. Andiamo da autorevoli testi che dicono la moneta è quello che la moneta fa. Una cosa piuttosto strana, è come se noi dicessimo il computer è quello che fa. Cosa fa il computer? Niente. Se noi non lo programmiamo il computer non fa nulla. E la moneta è proprio questo, è uno strumento, in sé non fa nulla. Deve essere programmata, leggi, deve essere utilizzata secondo certi obiettivi e certi fini. Quando gli obiettivi e i fini non sono, diciamo, sani, ecco allora che la moneta diventa un grossissimo problema. Vi spiego un po' meglio questa cosa dopo, prima mi concentro un po' sul concetto di complementare. Ora, se quello che ho detto prima può avere una qualche verità, significa che le monete intanto non sono tutte uguali, ci sono monete buone e monete cattive, monete di cui si fa un buon uso e monete di cui si fa un cattivo uso. Complementare sta proprio ad indicare quelle monete che vanno a svolgere dei compiti che la moneta, diciamo, corrente, o quella che qualcuno chiama a ciclo forzoso, quella legale, quella che siamo obbligati ad utilizzare, non sta più svolgendo. Ora, che cosa fa normalmente una moneta? Ha fondamentalmente 3 funzioni. Quella di essere un'unità di misura, quella di agevolare gli scambi e quella di essere riserva di valore. Ecco, il problema è proprio in questa terza funzione, l'essere riserva di valore. Pensate un attimo oggi qual è il concetto di ricchezza che abbiamo in testa? Avere accumulati degli euro. Perché avere liquidità significa avere la ricchezza più sicura. Oggi avere case, avere un'impresa, avere dipendenti, saper fare delle cose non è una ricchezza, perché il rischio è molto elevato, meglio avere della liquidità. Ora pensateci un attimo, uno strumento diventa il simbolo di tutto quello che noi sappiamo fare, un po' strano. Vi faccio un esempio un po' paradossale, pensate a un sarto, è come se noi dicessimo quello è un sarto di successo perché ha tanti metri, forse c'è qualcosa che non funziona. La vedo scettica, le spiego un po' l'esempio del sarto. Lei supponga che io sia un sarto, lei ha bisogno di un abito, lei viene da me, vede i miei modelli e dice ho trovato quello che mi serve e io le dico bene, io glielo farei volentieri, lei lo acquisterebbe volentieri ma non glielo posso fare perché sono finiti i metri. Ecco, lei sostituisca a metro la moneta e ha delle situazioni che sono molto simili a tante situazioni che oggi vediamo. Nel 2008 scoppia la grande crisi che oggi continua a tartassarci. La crisi nasce perché salta la Lehman Brothers, una delle più importanti istituzioni finanziarie americane. Però il giorno dopo che questa Lehman Brothers è saltata, noi continuavamo a saper fare il pane, c'era qualcuno che voleva comprarlo, però improvvisamente la liquidità bloccava tutti quanti. Ecco, è proprio su questo elemento che interviene la moneta complementare. Badate, oggi ce ne sono circa 5.000 al mondo, quindi non è un caso isolato quello che sta succedendo in Italia, è quello che Sardex sta contribuendo in larga misura a generare. Pensate solo che in Grecia, dopo quest'ultimo periodo di crisi, ne sono nate più di 200. Sono piccole monete complementari, magari molto localizzate, ma che stanno permettendo di tenere in funzione economie. Voi direte, sì, vabbè, ma questa è l'innovazione tirata fuori da 4
ragazzini che si sono messi lì, non sapevano cosa fare, si sono inventati qualcosa copiando. Non è esattamente così. Tenete presente che la crisi più importante precedente a quella che stiamo vivendo, che da un punto di vista dimensionale non ha eguali nella storia del mondo, è avvenuta nel 1929 e anche lì una delle radici di questa crisi era questa cesura, Giovanni prima l'ha evocata più di una volta, tra la produzione e la finanza. Prima di andare avanti vi inserisco un altro elemento. Potremmo essere tentati di dire la finanza non ci piace, non la vogliamo. Sbagliato. Non è possibile un'attività economica senza il credito, che è una parte importante della finanza. Non sto qui a annoiarvi con tante questioni teoriche, vi dico solo una cosa: prima di fare il pane dobbiamo comprare la farina. Quindi qualcuno ci deve far credito, o è una banca o è qualcuno che aspetta il pagamento al momento in cui noi avremo venduto il pane. Quindi il credito è un elemento essenziale dell'attività economica. Addirittura ci sono alcuni paesi, per esempio in Ecuador, dove il diritto al credito è riconosciuto costituzionalmente. Quindi nella Costituzione ecuadoriana voi trovate diritto al credito. Quindi il diritto a guadagnarsi la propria vita dipende dall'aver diritto ad accedere al credito. Ecco, nel 29 cosa successe? Grande crisi che nacque in borsa negli Stati Uniti. Tutti pensarono che, essendo più redditizio l'investimento in azioni, fosse necessario smettere di produrre e acquistare azioni che permettevano grandi guadagni. Accadde un po' quello che stiamo conoscendo oggi. La borsa crebbe tantissimo di valore, diminuirono le attività produttive, la borsa esplose perché si crea una bolla come quella che stiamo conoscendo per gli immobili e ancora non abbiamo ben assaporato, ma se avete un po' di pazienza vedrete che anche in Italia la conosceremo per bene, e si bloccò l'economia. Questo blocco, siccome gli Stati Uniti avevano rapporti molto stretti con l'Europa per quanto riguardava i flussi di merci, ovviamente investì anche l'economia europea. A Zurigo, in Svizzera, un gruppo di imprenditori del settore edile, uno dei primi che vengono, diciamo, tartassati da un blocco dell'attività economica, si trovarono perfettamente fermi. Non riuscivano più a costruire, a mettere su due mattoni. Cosa decisero? Decisero di aiutarsi scambiandosi operai, materiali per continuare il loro lavoro. E non essendoci liquidità, questi scambi li tenevano annotati in un libro e li contabilizzavano con un'unità di misura che si chiamava VIR. VIR vuol dire circolo economico, ma vuol dire anche noi. Quindi loro si misero, diciamo, d'accordo e si scambiarono beni e servizi per poter continuare a sopravvivere. Bene, questo piccolo esperimento funziona ed è vivissimo anche oggi. Quei due primi iniziatori, che poi divennero 16, oggi sono 75.000 e in Svizzera vengono transati in VIR una quantità di milioni di franchi veramente importante. Che cosa succede quando le persone iniziano a farsi credito a vicenda? Beh, succede una cosa molto interessante che evoca il funzionamento delle reti. Quando succede qualcosa di molto forte, di molto impattante, se deve affrontare questa situazione un'unica impresa, un unico operatore, sicuramente soccomberà. Quando invece questi operatori sono collegati tra loro, si crea una sorta di resistenza particolare, viene definita resilienza, che permette di superare queste situazioni molto devastanti. Cos'è la resilienza? Anche qui un piccolo esempio così. Avete presente i grattacieli antisismici?
se voi andate a guardarli sono anche molto simpatici, perché sui pilastri ci sono dei molloni di gomma e poi all'ultimo piano ci sono delle sfere d'acciaio che controbilanciano le oscillazioni. Ecco, quello viene definito un sistema resiliente. Non impedirà ovviamente che si verifichino i terremoti, ma per impatti entro certi limiti la struttura subirà dei danni, ma resisterà. Ecco, questo sistema resiliente, che è un po' un compromesso tra una certa rigidità con una flessibilità data da questi sistemi interconnessi, permette di resistere a delle crisi molto forti. Ecco, la moneta complementare è proprio un creatore di resilienza, è un patto che viene fatto tra chi aderisce a questi sistemi per cercare di resistere a situazioni davanti alle quali il singolo operatore difficilmente resisterebbe. Vedete, molte volte ci dicono voi siete, e in effetti è vero, un'iniziativa tecnologica, vero? Dietro Sardex c'è un motore transazionale molto importante, ci sono delle tecnologie molto avanzate, ma la cosa importante di Sardex sono le persone che stanno dentro Sardex e che possono rispondere e rispondono di fatto tutti i giorni agli imprenditori che vogliono cercare di collocare merci che hanno invendute per ottenere per questa via quello che gli occorre. Quindi strumento di resilienza. Ma strumento di resilienza vuol dire anche un'altra cosa, Giovanni prima lo accennava. Moneta, credito. Credito cosa vuol dire? Credere. Guardate, i pezzetti di carta che abbiamo in tasca, più o meno colorati, o le monetine, significano una cosa, perché dietro non c'è più l'oro come fino a un po' di anni fa. Non c'è nulla. C'è la credenza, il credere che con questo foglietto di carta noi potremo acquistare cedendolo a qualcuno. Ecco, voi immaginate che questo credito, anziché basarsi sulla riserva frazionaria, che è quella che oggi governa le banche, non più sull'oro, si basi su quello che noi sappiamo fare, quindi sui nostri beni, sui nostri servizi. È chiaro che questo è un credito che ha un valore molto più alto, molto più elevato. Infatti nelle monete complementari, quando si parla di sottostante, non si parla di, quindi quello che regge la moneta che circola, non si parla di frazionario, ma si parla di multiplo. Cioè quanto mettono in gioco tutti quelli che aderiscono è un multiplo del credito che stiamo creando. C'è un'altra cosa interessante delle monete complementari. Non so se voi sapete, ma quando si parla di euro, di dollari, di tutte le monete che sono in circolazione, si parla di fiat money, scusate. Cioè moneta creata dal nulla. Quando si parla invece di monete complementari, si parla di moneta creata in base a quello che serve. Cioè si crea tanta moneta, gli operatori creano tanta moneta quanto serve a trasferire le merci. Una volta che la merce o il servizio è trasferita, la moneta scompare. Perché? Perché il suo interesse è zero. Tenerla ferma, tesaurizzarla non ha senso. È solo uno strumento di scambio. E questa è una delle caratteristiche interessanti che dice che chi è in circuiti di moneta complementare sono delle persone che hanno stretto tra loro un patto che non è basato sulla competizione ma sulla cooperazione. Io riuscirò a crescere se crescerai anche tu, perché tu domani sarai non solo un acquirente delle mie merci, ma potrai essere uno che mi venderà qualcosa che mi serve. Ogni occasione di scambio diventa un'ulteriore occasione di scambio e la ricchezza si sposta dai soldi ai beni e servizi che si transano. Attenzione, questo però non vale, uno potrebbe dire bello, funziona, io faccio il 100% del mio fatturato in crediti, quindi in moneta complementare. No. Continuiamo a parlare di moneta complementare, quindi che si va ad aggiungere a quello che facciamo in euro.
Perché? Ma per un semplice motivo: le tasse non le possiamo pagare in euro, i contributi non li possiamo pagare in euro, di euro abbiamo bisogno, anche nell'ipotesi in cui riuscissimo a trovare tutto in crediti. Questo significa, ha una serie di conseguenze. La prima, voi direte, sì vabbè, ma allora serve a poco. Attenzione, oggi più di ieri riuscire a fare un 20% di fatturato in più in crediti può essere la differenza tra la vita e la morte di un'impresa, e questo mi sembra un risultato piuttosto interessante. L'altra questione è che gli scambi in crediti possono generare, di fatto generano, molti scambi anche in euro. Vi racconto un piccolo esempio, poi vi spiego praticamente come funziona questa roba e poi concluderò con il raccontarvi, mi chiedeva Massimeddu di parlare un po' dell'ipotesi di Nantes. Mi piace parlare dell'ipotesi di Nantes perché a Nantes stanno parlando da un anno. Tra l'altro i progettisti sono due noti professori della Bocconi che sono nostri amici, ma loro parlano, noi facciamo, e a me questa cosa ogni volta che ci penso mi piace troppo e quindi ne parlo volentieri. Per questo motivo non me ne vogliano Massimo Amato e Luca Fantacci, però è veramente simpatico. Loro sono professoroni, noi siamo piccoli così e loro studiano noi, è bellissimo, vi assicuro. Vi stavo dicendo come funziona l'uso della moneta complementare. Allora, in Svizzera, che durano da più di 80 anni, si è registrato questo fatto. Quando c'è una crisi molto forte, la moneta complementare, il volume del transato in moneta complementare sale. Quando la crisi si attenua, il volume della moneta complementare si abbassa. Per descrivere questo fenomeno si usano due termini, prociclico e anticiclico. Due belle parolacce, però sono simpatiche. Prociclico cosa significa? Se voi andate in banca quando la situazione economica va bene, credito ce n'è quanto ne volete. Vuol dire che il credito è prociclico, si muove assieme al ciclo economico. Quando invece la situazione economica si aggrava, credito finito. La moneta complementare funziona esattamente al contrario. Quando il ciclo economico è molto elevato, la moneta complementare si contrae, quando il ciclo economico peggiora, la moneta complementare si espande, è anticiclica. Ora, questo sistema è stato, dimostrato dall'analisi del funzionamento del circuito VIR in questi 80 anni. Ci sono degli studi economici piuttosto interessanti che dimostrano proprio questa anticiclicità della moneta complementare. E questo vi spiega anche per quale motivo oggi se ne parli tanto. Non è facile trovare degli strumenti anticiclici e quando uno sperimenta una sorta di salvagente in periodi di crisi, ovviamente si cerca di utilizzarlo. Che sia chiaro, così come l'euro, che è una moneta legale non progettata molto bene, anche le monete complementari possono essere fatte bene o male. Quindi vanno progettate, vanno immaginate e realizzate con capacità. Di questo possiamo essere molto orgogliosi del fatto che dei ragazzi sardi abbiano progettato un'ottima moneta. Se voi andate a vedere il numero di questo mese del VIR Magazine, la rivista che il circuito VIR realizza, c'è un bell'articolo su Sardex e questo può rendere orgoglioso ogni sardo del successo che sta avendo questa iniziativa. Tecnicamente come funziona? Oggi Sardex lavora su due livelli, le imprese e i dipendenti delle imprese. Un'impresa si iscrive a Sardex, paga in euro abbonamento e l'iscrizione. Perché in euro? Perché quello che vale, vi dicevo prima, la complementarietà vale anche per Sardex. Sardex paga una buona parte dei suoi costi in crediti, però le imposte e i contributi li deve pagare in euro, quindi deve incamerare euro anche Sardex.
l'impresa, una volta che si è inserita, mette a disposizione una certa quantità del suo fatturato. Normalmente, questo si è verificato, come vi dicevo, anche in quegli studi su VIR a cui accennavo prima, se produce beni un 15%, se produce servizi si può arrivare anche un 20, un 25% e si impegna a renderli disponibili dentro il circuito. Contemporaneamente redigerà una lista degli acquisti che fa o che vorrebbe fare, perché molte volte le nostre imprese non fanno degli investimenti che pure sarebbero utili perché non hanno liquidità. Ecco, magari mettere nel proprio elenco, rifare la facciata, rifare l'impianto elettrico diventa una cosa possibile quando anziché pagarlo in euro lo si può pagare con i beni e servizi che si mettono a disposizione. All'impresa viene dato un conto, voi immaginatevi un conto corrente bancario dove non si possono fare versamenti di moneta. Quando si sale lo si fa perché si sono venduti beni e servizi. Quando si scende sotto lo zero perché si sono acquistati dei beni. Ecco, questo sistema di compensazione rappresenterà le vendite fatte nel circuito della nostra impresa e gli acquisti fatti dalla nostra impresa. Voi direte, sì, ma se io pago con i miei beni è un baratto. Non ditelo mai a un Homo Sardex che Sardex è un baratto, perché non apprezzerà la questione, e vi spiego anche perché fra un pochino. È una motivazione di carattere storico e antropologico, non economico, non solo economico. Il baratto è uno scambio di beni qui ed ora tra due persone che spesso non si conoscono e non si fidano neanche tanto uno dell'altro. Metti qui il tuo bene, io metto qui il mio, solo se nel momento in cui pensiamo si equivalgano avviene lo scambio. Poi sparisci, io con te non avrò altri rapporti. Qui non c'è credito. Sotto la moneta complementare c'è credito. Cioè io ti do i miei beni, registro la transazione in crediti Sardex, in un numerino, non esiste neanche un pezzetto di carta, sono dei bit, un numero su un sistema informativo, perché credo che andando poi da un'altra persona riuscirò a spendere questi crediti per acquistare quello che mi serve. Quindi in questo senso, qui vedete il nostro payoff, ciò che hai per ciò che ti serve. Utilizzo ciò che ho di invenduto, noi lo chiamiamo potenziale inespresso, per acquistare quello che mi occorre e che non potrei acquistare per mancanza di crediti, di liquidità. Quindi in questo senso utilizzo i miei beni e servizi per acquisire altri beni e servizi che mi occorrono. Perché non ci piace il concetto di baratto? Perché non c'è credito. C'è questa relazione proprio qui ed ora che finisce. Poi perché storicamente non è mai esistita, non è mai stata individuata una comunità dove il baratto fosse precursore della moneta. Quello che ci ha insegnato Adam Smith, diciamo, era un po' una forzatura. Se voi andate a vedere resoconti antropologici di tribù del Sud America piuttosto che dell'Africa, voi vedete che il baratto veniva fatto tra tribù che non si fidavano una dell'altra e proteggevano durante lo scambio i loro beni con le lance, coi guerrieri. E diciamo che questo non è molto vicino al concetto di credito, che significa credere, aver fiducia. Ecco perché i Sardex non gradiscono tanto che si dica il baratto elettronico. Insomma, c'è qualcosa di culturalmente non corretto, qualcosa che non premia invece il concetto di moneta complementare di credito reciproco. Credito reciproco è esattamente quello che succede all'interno del circuito. Voi immaginate di riuscire ad avere disponibili beni e servizi che la vostra liquidità in euro non vi permetterebbe di avere, utilizzando merci che avete ferme in magazzino. Significa che qualcuno prende le vostre merci perché ritiene che in quel modo questa comunità che si è creata lo sosterrà. E guardate, oggi una delle cose più belle
che osserviamo andando in giro e parlando con i nostri iscritti. Poi magari, se abbiamo qualche secondo, vi faccio vedere un piccolo filmatino con le opinioni di qualche iscritto. È proprio questo: in un periodo di grande crisi come quello che stiamo osservando, il sapere che c'è qualcuno che crede in alcuni principi come quelli della cooperazione come te ed è disposto a sostenerti, a farti credito e a condividere con te questa situazione, guardate, non voglio fare, prima con Pietro parlavamo dei recenti suicidi, non voglio parlare di questo, perché ci vuole ben altro che un sistema di compensazione multilaterale per attenuare un dramma sociale del genere, ma il fatto di pensare che ci sia qualcuno con cui puoi discutere di situazioni molto tese della tua impresa, diciamo che affianca al credito reciproco un po' di autoaiuto che, insomma, anche da un punto di vista psicologico è piuttosto importante in questo momento. Dietro Sardex non c'è solo un bit, un sistema informatico evoluto, ci sono delle persone. Oggi ci sono circa 40 persone che lavorano all'interno del sistema e un gruppo di queste, i broker, stanno al telefono 12 ore al giorno e rispondono alle richieste degli imprenditori di beni e servizi che cercano o offrono. Quindi anche dietro un sistema, diciamo, informaticamente così evoluto ci sono persone che ci mettono la faccia e che sono lì a cercare di dare risposta a problemi delle imprese di tutti i giorni. Sardex adesso ha fatto un piccolo salto in avanti, adesso i soci aderenti sono più di 1200 e abbiamo sperimentato lo scorso anno un'evoluzione di Sardex che coinvolge i dipendenti delle imprese. Lo chiamiamo, quando operano solo le imprese, li chiamiamo B2B, business to business, quindi transazioni che interessano solo gli operatori, diciamo, commerciali. Adesso abbiamo coinvolto i loro dipendenti, lo chiamiamo B2E, business to employee. Praticamente che cosa succede? Tutti noi siamo dipendenti e sappiamo che molto spesso le nostre imprese faticano a pagare gli stipendi, di premi non se ne parla più e se chiediamo un anticipo il nostro datore di lavoro ci dice vi voglio tanto bene ma non è periodo. E pensate un po', questi problemi possono essere molto impattanti nella vita delle persone. Un problema sanitario improvviso, anche cose più banali, cambiare le ruote della macchina, diventano dei problemi molto seri. Ecco, col B2E c'è la possibilità di ricevere un'anticipazione in crediti da parte del dipendente che poi può andare a spendere questa anticipazione all'interno del circuito. Voi direte, insomma, non lo capisco bene. Esempio simpaticissimo, realmente accaduto, cosa del quale tra l'altro siamo orgogliosissimi. Il dipendente di una nostra impresa va dal datore di lavoro e gli dice mi devo sposare, non è che mi anticipi, il datore gli dice figlio mio che bello, stai investendo nel tuo futuro, io ne sono parte perché vuol dire che un po' di me ti fidi ma non ce n'è. Però questo imprenditore aderiva al circuito e gli viene l'idea, aspetta un po', ci chiama e dice ma io non è che posso fare un'anticipazione al mio dipendente, lui si organizza il matrimonio e poi glielo scalo. E noi stavamo proprio sperimentando queste cose e quindi 10.000 crediti di anticipazione, gran matrimonio, e questo dipendente contentissimo perché a tasso zero gli viene scalato in crediti dalla sua busta paga, dal netto in busta, in un certo numero di anni. Ora, voi direte, sì, è stato il dipendente qui ha risparmiato quantomeno gli interessi di una finanziaria che sarebbe stato l'unico. Invece no, qui si è generato qualcosa di molto più importante. Siamo andati a fare i conti di che cosa ha generato questa situazione. Perché l'albergatore che ha organizzato il ricevimento poi ha comprato tutto quello che serviva per il buffet da aziende del circuito, quindi ha comprato il pane, il formaggio, il vino, ha comprato
gli addobbi, ha comprato tutta una serie di cose. Poi il produttore di formaggio a sua volta ha comprato mangimi, ha comprato servizi, ha rifatto l'impianto elettrico della sala di mungitura e via di seguito. Questi 10.000 crediti si sono moltiplicati per 3, per 4. Quindi questa situazione ha generato nel territorio maggior ricchezza pari a 4 volte questa anticipazione. E siccome i Sardex non si possono spendere a Milano, tutta questa ricchezza è rimasta ancorata al territorio e ha permesso a un'impresa di fare delle cose che i suoi euro a disposizione non avrebbero permesso e di rendere molto più responsabile quel dipendente per il futuro suo e della propria impresa. Quindi questo è il B2E. Adesso lo stiamo lanciando in maniera un pochino più diffusa, ma riteniamo che abbia delle potenzialità molto elevate e permette di avvicinare al prossimo passo, che è quello del coinvolgimento dei cittadini, il B2C, che speriamo di lanciare fra qualche mese. Tutto questo come è stato declinato in Francia. Allora, in Francia è stato costruito un bel progetto, la moneta complementare di Nantes, il cui progetto è stato redatto dai 2 professori grandi amici di Sardex che vi ho citato prima, Massimo Amato e Luca Fantacci. Lavorano sulle monete complementari da una decina d'anni e sono considerati 2 tra i più eminenti studiosi in materia. Loro sono partiti da un punto di vista teorico da una idea di John Maynard Keynes del 1944, quando rappresentò l'Europa a Bretton Woods. 1944, siamo in piena Seconda Guerra Mondiale e gli stati che poi saranno vincitori iniziano a interrogarsi su quello che potrebbe essere il futuro del sistema economico mondiale. E a Bretton Woods si incontrano due teorie, quella propugnata dagli americani e quella rappresentata da John Maynard Keynes. Purtroppo la spuntò la visione americana e il dollaro divenne la moneta internazionale. Che cosa aveva l'idea di John Maynard Keynes? Ve la riassumo, non vi voglio annoiare, ma vi assicuro che quello è stato uno dei momenti più importanti, uno snodo fondamentale della nostra storia recente, e se si fosse presa un'altra strada forse oggi non saremmo in queste condizioni. John Maynard Keynes propose un sistema di compensazione tra nazioni, si chiamava Clearing Union, dove le nazioni, scambiando i propri beni e servizi, pareggiavano la propria posizione senza usare moneta. Veniva usato un sistema di misurazione che si chiamava Bancor, che può essere considerata una vera e propria moneta complementare. Ogni Stato aveva la sua moneta legale, il dollaro, il franco, il marco, la lira, ma le transazioni internazionali tra Stati avvenivano con questo sistema di misurazione e con compensazione in camera di compensazione. Tra l'altro noi abbiamo conosciuto intorno agli anni 50 un sistema del genere in Europa e guarda caso è il momento in cui Germania e Italia hanno conosciuto i tassi di sviluppo più ampi. Ma quello che mi interessa raccontarvi è un'altra cosa. Voi sentirete spesso collegare al concetto di moneta complementare il termine reciprocità. Cosa significa reciprocità quando parliamo di moneta? Oggi il nostro sistema è tutt'altro che reciproco. Chi è debitore non è una persona seria, è quasi fosse figlio di un dio minore. Invece chi ha credito allora è una persona virtuosa perché le ha azzeccate. Ecco, questa reciprocità mancata nei sistemi di compensazione non esiste, cioè il creditore ha interesse che il debitore paghi. Oggi non c'è questo. Quando io ho euro investito in qualcosa, non mi preoccupo che il mio debitore paghi, mi preoccupo di scaricare questo
questa situazione a qualcun altro è di rimanere liquido, passo il cerino acceso, poi inevitabilmente qualcuno si brucia, come è successo con i mutui subprime negli Stati Uniti. Ecco, con la moneta complementare, considerando che l'interesse è zero, io ho interesse che tu paghi. Quindi il concetto di reciprocità è alla base di questi sistemi. Nella Camera di compensazione immaginata da Keynes non si permetteva agli Stati di avere una posizione molto positiva, così come non si permetteva agli Stati di avere una posizione troppo negativa. Chi era a credito cercava di spendere presso gli Stati che erano a debito, in maniera da riportarsi in equilibrio. Se voi fate un attimo un riferimento a quello che è successo in Grecia, vi renderete conto che il concetto di reciprocità è assolutamente bandito. Poi potrei anche dirvi che ci sono dei sistemi europei che sono drammaticamente come dire, penalizzanti per alcuni stati, non per altri, per esempio per la Germania, che permettono delle posizioni di credito incredibili. Il sistema si chiama Target 2 ed è il sistema dove passano tutti i flussi tra una nazione e l'altra, parliamo di miliardi e miliardi di euro al giorno, e dove la Germania ha delle posizioni elevatissime e altri stati hanno posizioni drammaticamente negative, ma se la Germania è tanto su vuol dire, e trattiene questi crediti, vuol dire che ci sarà qualcuno che non sarà in grado di pagare i propri debiti. Guarda caso la Grecia. Cipro, diciamo, è ancora peggio. Eviterei di parlarne perché fa venire i brividi, ma Cipro è ancora peggio e potrebbe essere anche il prodromo di qualcosa che potrebbe infastidirci assai nei prossimi anni. Pietro diceva prima, ho paura che non abbia torto, è stato semplicemente un esperimento per vedere qual è il livello di rivolta sociale che furti con destrezza di questo tipo generano. Insomma, guardate, non vorrei, ma non penso che abbiamo ancora conosciuto il fondo del barile. Non penso. Penso che le cose purtroppo... No, ci sta già toccando. L'unica differenza, signora, è che per noi il credit crunch non è iniziato nel 2008, ma diciamo che conviviamo col credit crunch da tantissimi anni, quindi diciamo che la nostra economia è abituata è abituata in questo senso. Le nostre comunità, nel bene e nel male, quindi nel male di essere spesso isolate, nel bene di aver conservato un concetto di comunità, riescono comunque ad aiutare e ad aiutarsi in periodi di crisi. Subrageri rorrao, no? Magari... Magari a Cagliari è un po' dimenticato, ma guardi che andando in giro, e ci capita di andare in giro, stiamo riscoprendo questa voglia di ripescarla. E devo dire che abbiamo molti casi, io le potrei fare veramente tanti esempi. Guardi, le racconto una cosa, di oggi. L'altro giorno avevamo degli ospiti che venivano da fuori e siamo andati ovviamente in un ristorante del circuito. E poi lo vedrete, Andrea Bozzo di un ristorante cagliaritano. E ho trovato lì casualmente Andrea che parlava con un imprenditore appena entrato nel circuito che produce gelati. Tra l'altro io sono molto goloso, quindi ho esultato al fatto. Ma la cosa interessante era che Andrea stava spiegando a questo nuovo aderente come organizzarsi per sfruttare al massimo le potenzialità offerte dal circuito. Quindi non c'era una competizione tra operatori, ma c'era un mettere a disposizione esperienza, capacità e conoscenza per, evitare al nuovo iscritto magari un periodo di avvicinamento lungo. E guardate, altre cose di questo tipo, ma sa quante ne stanno capitando?
veramente tante. Approfondiamo meglio anche nel dibattito. Sì. Io le dico, signora, la genetica non è acqua. E tornando a Nantes, lì la cosa rispetto a Sardex è un po' diversa, perché coinvolge dall'inizio non solo le imprese, ma anche il Crédit Municipal, che è una banca di credito cooperativo posseduta al 100% dal comune di Nantes, il comune di Nantes e le organizzazioni sindacali. Ora, nel cercare di metterle d'accordo è passato un anno, quindi questo può essere un indicatore. Però di sicuro il meccanismo di funzionamento è molto simile, quindi stanza di compensazione, unità di misura delle posizioni delle imprese in crediti, disponibilità del comune a farsi pagare una serie di servizi e una serie di imposte in crediti, quindi anche molto appetibile. E funzionamento della cassa di credito municipale in due valute, quindi un'impresa potrà avere una posizione in crediti e in euro e vedere così alleggerito, diciamo, il suo peso. Su questa situazione c'è una congiunzione astrale piuttosto interessante, perché l'ex sindaco di Nantes, Ayrault, è diventato il primo ministro francese. Nantes era una città a grande vocazione navale, c'era una cantieristica navale piuttosto sviluppata e Ayrault è stato il sindaco che ha trasformato la città di Nantes gestendo la chiusura dei cantieri navali. Si immaginò l'utilizzo di una moneta complementare proprio per fare un salto in avanti e trasformare ancora di più la città. Quando diventò primo ministro lasciò in eredità questo progetto che stanno portando avanti adesso i suoi successori. La Banca di Francia ha dato parere favorevole a questa iniziativa e c'è un'espressione anche molto positiva della BCE, la Banca Centrale Europea, quindi questo, diciamo, dovrebbe fugare anche molti dubbi di chi dice ma questa roba sarà legale, non sarà legale, ma chissà. Il concetto di complementarietà rende fattibile questa iniziativa. Ora, come funziona a Nantes? Non ve lo posso dire, non esiste, è sulla carta, ma di sicuro è una cosa molto interessante e con questo chiudo. Una parte dei crediti che vengono creati dalla interazione tra le imprese viene dedicato ad iniziative sociali. Ecco, questo secondo me è un punto molto interessante che stiamo cercando di sviluppare anche qui nelle collaborazioni con gli enti pubblici. Cioè oggi assistiamo all'impossibilità non solo di far crescere le nostre imprese, ma anche di erogare quei servizi sociali che sono necessari per una qualità della vita elevata. E mi riferisco sia a quelli di base che quelli, diciamo, rivolti alla cultura, alla sperimentazione, eccetera. Ecco, per via delle monete complementari è possibile utilizzare questa maggior ricchezza che si crea grazie alla maggior velocità di circolazione dei crediti e destinarne una parte ad usi sociali. Per esempio anziani, bambini, iniziative di sollecitazione alla creazione di nuove imprese, tutte attività che richiedono un forte coinvolgimento della pubblica amministrazione. Concludo con una cosa. L'altro giorno mi è tornato tra le mani un bellissimo articolo del 1918 di Gramsci che parlava della differenza tra libero pensiero e pensiero libero. Diceva che il libero pensiero parte dal presupposto che una verità che io ritengo di avere la devo con violenza quasi proporre agli altri e mi stupisco che gli altri non la comprendano. Il pensiero libero invece ascolta qualunque tipo di opposizione e cerca di capirne l'essenza e cerca di smontarla in maniera razionale per poi poter far evolvere il risultato di questo pensiero libero. Ecco, probabilmente è da un po' di tempo che ci siamo incartati su queste
su questa differenza, nel senso che siamo portati a sostenere le nostre idee sullo sviluppo, su come devono crescere le nostre comunità, in maniera forse un po' troppo simile al tifo e poco simile al pensiero libero di Gramsciana a memoria. Grazie. Grazie. Adesso interviene Pietro Murru e ci parlerà in concreto di una ipotesi di moneta complementare. Allora, in premessa, non che chi mi ha preceduto non abbia cercato di farvi capire qual è la complessità dell'emissione monetaria, no? E non che noi non abbiamo contezza di quello che è la crisi che dipende esclusivamente dalla finanza. E quindi tutte le conseguenze, il debito pubblico, lo spread, le tasse più alte al mondo, no? La disoccupazione, che noi in Sardegna conosciamo purtroppo con numeri assolutamente esagerati, i giovani che non trovano lavoro, eccetera, hanno tutti una origine, che è l'origine proprio nella emissione monetaria. Allora, comunque, due battute di persone che hanno nel tempo definito l'emissione monetaria. C'era un signore che si chiamava Amschel Rothschild, che era un grandissimo banchiere, uno dei più grandi che abbiamo conosciuto, tant'è che gli eredi di Rothschild sono ancora i padroni della finanza nel mondo e in Europa soprattutto. E questo Amschel Rothschild nel 1790 disse: datemi il controllo del denaro e non mi interessa di chi fa le leggi. Quindi già da allora si era capito che chi avrebbe controllato il denaro, l'emissione monetaria, il servizio, che dovrebbe essere un servizio, avrebbe controllato il mondo. Un presidente americano, Andrew Jackson, nel 1836 disse: se le persone solo capissero il livello di ingiustizia del nostro sistema monetario e bancario, ci sarebbe una rivoluzione prima del mattino. Un altro grande presidente degli Stati Uniti d'America, Abraham Lincoln, disse riguardo all'emissione monetaria che il governo deve creare, emettere e far circolare tutta la moneta e il credito necessario a coprire il potere di spesa del governo e quello d'acquisto dei consumatori. Il privilegio di creare ed emettere moneta non è solo prerogativa suprema del governo, ma è la principale opportunità creativa dello stesso. Lui cercò di recuperare la sovranità monetaria, quindi stampare come governo la moneta, il dollaro, e forse per questo motivo che lo ammazzarono. Dopo di lui anche John Kennedy, che conoscerete, anche lui ci rimise le penne proprio perché aveva interesse a... Esatto. Infine c'è un americano che venne in Italia nel periodo fascista, un poeta, uno scrittore, che disse: quando un banchiere, un professore afferma che un paese non può fare quanto sarebbe utile perché manca il denaro, questa è una battuta che ha fatto anche Roberto, afferma una menzogna vile e stupida quanto sarebbe dire che non si possono costruire le strade perché mancano i chilometri. Queste sono alcune battute che ci introducono al tema dell'emissione monetaria. Allora, in Italia o in Europa, l'Italia non ha la sovranità monetaria perché l'ha ceduta all'Europa. Va bene? Prima ce l'aveva la Banca d'Italia, che non è lo Stato, tanto per essere chiari, ma è una banca privata, fatta di banche private. La Banca d'Italia è di proprietà delle grandi banche italiane. Di privato ha solo una parte dell'INPS, il 7%, e quella è la parte pubblica. Il resto è privato.
Benissimo. Noi abbiamo ceduto questa sovranità monetaria, quindi per usare lo strumento, la moneta, anziché farla fabbricare le nostre tipografie, perché è carta, abbiamo visto, la compriamo. Ma siamo un po' stupidi. Allora, questo meccanismo che noi dobbiamo comprare la moneta, come la compriamo? La compriamo mettendo i titoli pubblici, va bene? La compriamo emettendo titoli pubblici e quindi ci paghiamo, lo Stato ci paga un interesse, il 4, il BTP, il CCT, eccetera, eccetera. Qui io ho una tabella qua, voi non la vedete, ma sarebbe stato bello vederla, ma non fa niente. È una tabella dove c'è l'esplosione del debito pubblico italiano dal 1990 in poi, no? Allora, alla fine del 2008 l'Italia aveva 1.605 miliardi di debito pubblico, adesso è molto di più, adesso siamo a oltre 2.020 miliardi. Allora, di questo 1.663 miliardi al 2008, quindi dal 1990 al 2008, su 1.663 miliardi di debito pubblico, il costo degli interessi in questo periodo era 1.605 miliardi, cioè a dire tutto il nostro debito di questi 19 anni era dato dagli interessi. Questi interessi a chi vanno? Ai risparmiatori, voi penserete, per il 10%. Certo, ci sono le famiglie virtuose, i risparmiatori virtuosi che risparmiano e prendono l'interesse. E fin qui ci siamo, perché premiare il risparmio è anche una cosa virtuosa. Ma il 90% di questo va alle grandi istituzioni finanziarie, banche, assicurazioni, grandi investitori, quindi a quella che è la finanza speculativa e usuraia. Ecco che cosa è l'euro. Questo è l'euro. Noi ci hanno trasferito, in Italia hanno trasferito la sovranità monetaria, quindi ci siamo messi nelle mani dell'usura internazionale, che è una cosa devastante, perché all'origine di tutti i problemi che noi viviamo in Italia oggi c'è il fatto che con un decreto Prodi privatizzò la Banca d'Italia e nel 1992 si firmarono gli accordi dove tutti siamo rimasti fregati. Anch'io ero un europeista convinto, mi hanno raccontato l'Europa della solidarietà, l'Europa dei popoli, giù le barriere, giù le frontiere, quindi l'Europa della libertà, e ci siamo incantati tutti, e invece stavamo entrando in prigione. Allora, a che punto siamo adesso? Adesso abbiamo 2.020 miliardi di debiti, va bene? Ma non basta. Abbiamo 100 miliardi di debiti nei confronti delle imprese, cioè le imprese lavorano per l'Stato e non vengono pagate. C'è una cosa drammatica, perché poi cosa fanno le imprese? Licenziano. E uno viene licenziato e cosa fa? Richiede la cassa integrazione, quindi è una cosa demenziale. Rimborsi fiscali per 70 miliardi di euro. Poi Massimedo vi dirà quanti sono i debiti che lo Stato ha nei confronti della Regione, che non ci rendono. Loro a un certo punto hanno fatto un contatore, faceva appena vederlo crescere di momento in momento, ma noi vantiamo un sacco di soldi di crediti. Da poco Cappellacci è andato a Roma e il Consiglio di Stato ha detto: beh, alla Sardegna dovete dare 1 miliardo e 300 milioni del 2011. È rientrato a Cagliari e ha fatto festa, perché gli hanno promesso che di questo 1 miliardo e 3 ce ne avrebbero dato 300 milioni, e ha fatto festa. Cioè, non so se rendo l'idea. Quindi è uno Stato del tutto insolvente. Benissimo. Poi quest'anno dovremo rendere addirittura il 3%, avete sentito parlare di fiscal compact. Il 3% in 20 anni fa il 60% per diminuire il debito pubblico dal 120 al 60%. Questi sono. Nel mentre, io ho detto il debito pubblico era 2.020 miliardi a novembre 2012, dati di ieri siamo al 130%. Eravamo al 120, siamo addirittura andati al 130%. Quindi un debito assolutamente inestinguibile, non si può estinguere. Un altro effetto di questo enorme debito e di uno Stato insolvente, quindi che non paga, che dovrebbe essere già fallito
Se l'Italia fosse stata un'impresa privata sarebbe già fallito il governo italiano. Beh, l'altro effetto è il patto di stabilità, e qui veniamo al comune e veniamo alla moneta comunale. Cosa vuol dire il patto di stabilità? Che il comune di Teulada fa un bilancio, per esempio, di 30 milioni di euro. Quindi c'hai una disponibilità di 30 milioni, però per effetto del patto di stabilità ne puoi spendere solo l'80%. Quindi tu prendi impegni per 30 milioni, però puoi spenderne solo 24 milioni di euro in un anno. Quindi i soldi li vedi, ma non li puoi toccare. Questo è un altro. E poi veniamo ai paradossi, perché cioè, hai voglia tu di dire, di far finta che non c'è la disperazione. La disperazione c'è. Io lavoro in un ufficio, in un ente, io incontro artigiani dell'edilizia e lavoratori dell'edilizia, quindi non vi dico, cioè il mio lavoro si è trasformato. Io non dirigo più un ente, io faccio il confessore, devo ascoltare la gente e cercare di dare qualche parola di speranza, perché non ti rimane altro. E quindi arriviamo al punto in cui purtroppo succede quello che succede, e poi ci sono i comuni, che sono gli enti di più prossimità, e anche i comuni hanno però le armi spuntate. Non so se avete sentito l'intervista del sindaco di Serramanna, tra l'altro il paese dove ha sede Sardex, no? E questo signore ha detto: purtroppo non possiamo fare niente perché non abbiamo soldi. C'è quello che ha detto il sarto, dice: non ti posso fare il vestito perché non ho un metro. Allora, se il comune non ha i soldi, può provvedere in modo diverso. Ed ecco il discorso della moneta locale, della moneta complementare. Vi hanno già detto che la moneta, nel caso la moneta comunale, si affianca e quindi non sostituisce l'euro, ma per tutte quelle che sono transazioni dentro il comune, tra cittadini e operatori del comune, la moneta locale è un metro che misura lo scambio, il valore del prodotto, il valore del servizio, e può essere usata assolutamente in modo uguale a come può essere usato l'euro, con un vantaggio però, che la moneta locale, comunale, non scappa dal comune, quindi deve essere investita per forza di cose nel comune. Che funzioni non c'è nessun dubbio. Io ho una certa età, non sono giovane come molti di voi, quindi sono nato in un comune che aveva 1000 abitanti nel 1960, ricordo quell'economia dove non c'era, il moneta non ne girava quasi niente, però l'economia girava con la forma del baratto che diceva Roberto, cioè veniva quello che vendeva le castagne da Arezzo, no? E quindi un imbuto di castagne per un imbuto di grano al momento, oppure un saggiudo d'orrao, cioè del tipo: sei un muratore, mi ripari il tetto e ti renderò l'aiuto, magari aiutandoti a vendemmiare o a giornate in agricoltura e quant'altro. L'economia funzionava anche senza soldi, a maggior ragione funziona con una moneta che nasce nel comune, va bene, su emissione del comune, quindi il comune è l'emittente, poi l'emittente, nel caso di Sardex, diciamo così, emette è un circuito che può emettere anche moneta, che può circolare dove ha, diciamo così, imprese e utilizzatori. Nel comune, diciamo così, l'elemento di garanzia di forza è il comune. Poi non è detto che il comune non possa dialogare e collaborare con una struttura come Sardex, lo può fare, perché avete sentito che loro hanno già la tecnologia, no? Hanno già un'esperienza di tenuta di conti, di partite che si aprono e si chiudono. Qui è una cosa abbastanza delicata che ovviamente è una tecnologia che abbiamo in Sardegna e dobbiamo guardare con rispetto. Quindi il comune perché deve mettere la moneta comunale? Perché c'è carenza, gli euro sono stati ritirati, cioè euro non ce n'è, le banche non fanno più credito, quindi l'economia non si muove, allora il comune ha il dovere di pensare a un sistema, no?
che sostituisca in parte per tutta l'economia che può circolare nel comune a pensare a una moneta locale. È chiaro che se il comune che emette è già una grande garanzia, cioè io ricordo che le persone in paese tra di loro si fidavano, a maggior ragione in un comune come Teulada. Quanti abitanti ha? 3.000 abitanti Teulada? 3.800. 3.800. Allora, già un po' vi conoscete tra di voi, ma se poi c'è il comune, c'è il comune che garantisce, quindi non può che funzionare. Il quadro normativo è favorevole, cioè non c'è nessun dubbio che un comune possa emettere la moneta comunale. La Costituzione non dice nulla sulla moneta e secondo me questa è una grave lacuna, ma siccome c'era un signore che sedeva, quando venne fatta la Carta Costituzionale italiana, c'era un signore che si chiamava Einaudi, no? Che era già governatore della Banca d'Italia, quindi è stato messo apposta lì, no? È stato messo apposta per far sì che all'articolo 1 della Costituzione italiana, contrariamente a quanto avviene in America, non si dicesse nulla sulla moneta. Però si dice che la sovranità appartiene al popolo e tra le tante sovranità c'è anche quella monetaria e non c'è dubbio che anche la sovranità monetaria appartenga al popolo. Quindi però l'emissione del denaro è una libera facoltà del popolo, no? E quindi anche del comune. E le norme che volessero limitare gli autori del popolo sarebbero comunque incostituzionali. Poi c'è un quadro legislativo, la legge 1420-1990 e la 265 del 99, che danno autonomia sia ai comuni, agli enti locali, sia ai comuni che alle province, che sono autonome. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Ecco perché, avendo anche autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria, questo è molto importante, nell'ambito dei propri statuti e nei regolamenti che organizzano, eccetera, eccetera. Allora, avete capito che è importante la sovranità monetaria e il comune, quando emette moneta, esercita una sua piccola sovranità. E questa cosa si regge su altri due pilastri, che uno è la sovranità fiscale. Perché ha valore la moneta comunale? Perché uno che prende la moneta comunale, poi come la può spendere? La può spendere per esempio pagando le tasse comunali. E poi c'è un'altra sovranità che è quella del credito. Roberto vi accennava al caso Nantes, dove a fianco al Nantes, che dovrebbe essere di prossima emissione, c'è il Crédit Mutuel francese, che è un istituto straordinario che raggruppa tutte le banche di credito cooperativo francese, che ha il 20% del mercato. Quindi la Francia da quel punto di vista è molto, molto evoluta. E quindi nel comune di Nantes hanno ideato che ci sarà l'emissione del Nantes, la moneta locale, che però verrà gestita, emessa e fatta anche credito dalla Crédit Mutuel. È una cosa molto avanzata, anche se poi Nantes è una città grande, no? E quindi non è facile. E invece una comunità come Teulada è ideale, perché 3.800 abitanti coesi, intorno non ci sono molti altri paesi, e allora è il posto ideale per fare una cosa del genere, no? E poi adesso vediamo il perché non abbiamo ancora detto il perché. Qual è il fine ultimo della moneta? Perché fare la moneta? Perché oggi, voglio dire, il comune di Teulada, se vi chiedo l'elenco dei disoccupati, mi direte che c'è un sacco di gente che non fa niente, quindi non sa dove sbattere la testa. Allora c'è una normativa europea che parla di reddito di cittadinanza, cioè a dire che ogni persona ha bisogno per vivere dignitosamente di un minimo, quindi un reddito minimo garantito o un reddito di cittadinanza. Questo lo dice la Comunità Economica Europea, il Trattato europeo, però in Italia non viene applicato. In tutti i paesi europei non viene applicato, in Italia e in Grecia. Quindi qui non viene fatto.
Allora, la provocazione, che non è una provocazione, è una cosa che si può fare. Perché la moneta comunale? Per dare un reddito minimo garantito, per garantire la piena occupazione, ma non in forma assistenziale, questo lo aggiungo io, non in forma assistenziale. Perché parliamoci chiaro, demandronia, di tenere troppo. Cioè, non è che siete preoccupati, no? Quando un trauso sul bar, sì, uno anda da sbigare da queste cose, però quando uno ci va a rameda, non va che mandronia a cesti, o no? E quindi ci conosciamo bene, dobbiamo fare anche un po' di autocritica, dobbiamo fare, perché il gioco è finito. Una repubblica delle banane, quella italiana, con le pezze al culo, parliamoci chiaro, no? Che pur di mantenere un certo consenso continua a elargire assistenza, ma non distribuzione di ricchezza prodotta. Assistenza facendo debiti con quel meccanismo demenziale che è la finanza a usura, con un debito pubblico è inestinguibile. Sto gioco non funziona più, no? Quindi ognuno di noi deve deve rivendicare il diritto di avere un'occupazione, di guadagnarsi onestamente da vivere, no? Quindi il diritto di avere un'occupazione, di avere tutti i giorni, se è in grado di farlo, di fare qualcosa per ricavarne un reddito dove riesca a pagare quello che è il minimo indispensabile. Quando io parlo di reddito minimo garantito parlo anche di una cifra, 600 euro al mese, non sto parlando di cifre stratosferiche. È tradotto in Sardegna, sono 720 milioni di euro all'anno, che sono una cifra colossale, sembra molto, e invece non lo è. Perché? Per la sanità noi spendiamo 4 miliardi di euro e vi dico una cosa, con un'organizzazione razionale della sanità avremmo già pescato quei 720 milioni di euro. Quindi non sono cose assurde o impensabili. Quindi massima centralità del lavoro, no? Va bene. Chi sono i beneficiari di questo reddito minimo garantito? Tutti gli individui, quindi inoccupati, disoccupati, precariamente occupati, emigrati sardi di ritorno e anche i loro figli, che non superino i 7.200 euro di reddito annuo. Qui poi c'è un altro discorso che riguarda gli ammortizzatori sociali, quindi cassa integrazione in deroga, indennità di disoccupazione o come la chiamo adesso di mobilità e quant'altro, che vanno ricondotte al territorio perché non si può controllare, queste cose non si possono controllare, c'è troppa gente che ci marcia e poi c'è gente invece che ne avrebbe davvero bisogno che purtroppo viene lasciata da sola nella disperazione, poi vediamo quello che succede. Quindi queste sono cose che il discorso della previdenza sociale deve ricondurre quanto più al territorio, quindi in modo più specifico al comune. Quindi ogni comune in base al numero di abitanti, no, deve avere, oggi vengono trasferiti le assistenze sociali, le 200 euro quando uno proprio è indigente, no? Il comune che ha il Capoterra sono rimasto esterrefatto a 3.000 indigenti che vivono con 200 euro al mese, poi fanno altro, però questo per dirvi che la gestione va in mano al comune, quindi questi 200 euro per gli indigenti, più la cassa integrazione in deroga, più la mobilità, più la moneta comunale. Questo per dirvi che è una cosa più difficile a dirsi che a farsi. Quindi quando uno poi non mette che dichiara il falso, cioè dice una cosa che non è vera, oppure vieni assunto da un'azienda, allora perdi questo beneficio, oppure se ti chiamano al lavoro e dici di no, a quel punto lì vuol dire che non hai voglia di lavorare e stai a casa. Come funziona il bilancio comunale di un comune che emette la moneta e in che misura la può emettere? Il comune ha delle entrate, no? Quindi diciamo che il comune comincia a pagare. E che cosa comincia a pagare? Tutti i compensi per i lavori comunali, no? Pulizia strade, lavori
giardinaggio, tutti i servizi comunali. Parte degli stipendi che paga il comune, le consulenze, le opere pubbliche e anche, quando si capirà il meccanismo, poi mi parlo di opere pubbliche, anche delle abitazioni che possono essere fatte nel comune usando la moneta comunale e poi date in locazione alle giovani coppie o alle persone che non possono farsi la casa. Si può fare anche questo. Dall'altra parte, ovviamente, quando tu hai messo in giro queste monete comunali che girano nei negozi, nelle attività, eccetera, eccetera, questi possono essere usati per pagare per esempio la TARSU, la tassa sulla pubblicità, tassa di soggiorno, tutto ciò che entra in assistenza da parte dello Stato, che sono euro, però voglio dire, io li pago in comunale, però poi mi costituisco anche una bella riserva in euro, non è male. Tutto ciò che si riceve dalla RAS per assistenza e anche i fitti attivi. Abbiamo detto che il comune farà delle case che darà in affitto a chi non le, quindi prenderà gli affitti e quelli andranno a finire sempre. Allora, tutte le entrate possono essere, tutte queste entrate potranno essere effettuate con l'utilizzo della moneta comunale, così come le uscite che verranno corrisposte dal comune sempre attraverso l'utilizzo di questa moneta comunale. Comune che organizzerà quindi questo servizio di emissione di tesoreria, cosa che Roberto capisce benissimo di cosa stiamo parlando, perché loro lo fanno già, tengono i conti praticamente di chi è a debito e chi è a credito, in ogni momento uno ha il suo estratto conto, sa quanto ha a credito, quanto ha a debito. E poi ecco, siccome c'è molta paura, dici sì, ma questa moneta comunale ai taserbi, no? Cioè uno si mette il cinto e dice ma il cinto sono sicuro che mi regge i pantaloni, vabbè, nasce per quello, insomma. E allora mettiamoci anche le bretelle, così se si rompe il cinto, i pantaloni ci reggono le bretelle. E quindi questa è un qualcosa che viene adesso proprio per tranquillizzare gli ultimi scettici che davanti a una moneta comunale che magari non vedono perché magari il comune può usare una carta di credito, i Sardex per esempio, non c'è una stampa di Sardex, c'è una carta di credito, però tutti oggi capiscono cos'è la carta di credito, perché quando c'hai i soldi la metti nel bancomat, escono i soldi, oppure vai a fare un acquisto e questa cosa, se strisci ti danno quello che vuoi, no? E quindi diciamo così, ma proprio per rompere, per eliminare anche gli ultimi scetticismi, io dico che quando uno ha bisogno degli euro, il comune che avrà in futuro la cassa comunale di credito, se la regione si deciderà ad attuare le prerogative dello statuto, insieme abbiamo dato un suggerimento alla regione, no? Insieme agli amici di Sardex, tra l'altro ci conosciamo bene perché abbiamo passato l'anno scorso giornate intere insieme a raccogliere le firme per fare la Cassa Sarda per le entrate, no? Che se l'avessero fatta, voglio dire, le imposte che noi paghiamo, no? Le avremmo trattenute in Sardegna, no? In Sicilia l'hanno fatto, hanno tutte le imposte, adesso ha fatto un'altra bella cosa Crocetta, ha detto una cosa, ha detto in base allo Statuto siciliano chi fabbrica in Sicilia adesso le imposte le paga tutte in Sicilia, no? Cosa che voi immaginate cosa sarebbe per la Saras un provvedimento del genere, perché la Saras ha usato la furbata dei depositi fiscali e quindi molte imposte le paga nel momento in cui commercializza il prodotto, quindi nei depositi fiscali. Comunque a noi ci manca qualcosa oltre 2 miliardi di euro all'anno, quindi altro che il reddito minimo garantito. Se noi esercitassimo le nostre prerogative, no? Potremmo vivere tutti lavorando poco e stando molto meglio di come stiamo oggi. Allora per dire però questo era l'articolo 9 dello statuto che non è esercitato e non gli è servito manco che noi gli abbiamo portato le firme, anzi in modo molto goffo il presidente Cappellacci ha cercato di riesumare la RASE, che era una specie di Cassa Sarda per le entrate fatta di 3 articoletti che non vogliono dire nulla, e poi il Consiglio gliel'ha bocciata quale norma intrusa, dice no, se vuoi fare quello fai una legge,
Tra l'altro c'erano, comunque non l'hanno fatto. L'articolo 4 è un altro articolo del nostro Statuto speciale della Sardegna che non è attuato, che parla delle prerogative in ordine al credito, che la Regione potrebbe istituire casse comunali di credito, banche di credito cooperativo, casse rurali, quindi costituire le banche che servono al territorio, fare l'ordinamento, le leggi, regolarle e quant'altro. Questa cosa non viene fatta e voi capite quanto cambierebbe un comune dove tu potresti avere il comune che emette, la cassa comunale di credito che fa credito sempre dentro il comune, l'economia risorgerebbe, non avremo problemi di disoccupazione, si creerebbe un'animazione economica straordinaria, va bene? Non avremo bisogno dell'Emiro del Qatar che viene qui a investire, non fate l'errore di far entrare gente che viene da fuori qui, teneteli fuori, lontani, perché la storia della Sardegna è lì, quelli che sono venuti da fuori sono venuti tutti a prendere, non c'è nessuno che è venuto qui a creare ricchezza e sviluppo. Ecco, io mi auguro che, intanto faccio i complimenti a Massimedo e a Progress e a chi ha gli amici di Teolada che hanno organizzato questo bel convegno, e mi auguro anzi che so che a breve voi avrete anche il rinnovo del Consiglio Comunale, quindi mi auguro che, insomma, vedo anche molti giovani qui, mi auguro che qui ci sia una forte partecipazione giovanile, che riusciate a far capire ai vostri genitori, ai vostri parenti che c'è bisogno di una svolta. Io sono venuto qui a Teolada, intanto va bene per l'amicizia e la condivisione che abbiamo con gli amici di Progress e anche gli amici di Teolada, anche se qualche sardista qui non lo vedo, ma no, non vuol dire, no? Questa condivisione, perché comunque Teolada rispetto a questo tema specifico è un comune modello che potrebbe, se si ha il coraggio di fare questo passo, potrebbe rappresentare davvero un modello da imitare in tantissimi comuni della Sardegna, perché i problemi che c'ha Teolada c'ha tutta la Sardegna, quindi potrebbe dare in là una miriade di iniziative nei nostri comuni dove noi davvero potremmo dar vita a quella che è la nostra aspirazione, che è la nazione sarda, e noi nella nostra nazione sarda la prima cosa che dobbiamo fare è uscire dall'usura internazionale, no? Determinare il nostro futuro, no? Prima di tutto usando la moneta e il credito. Questa è una cosa che possiamo fare qui, e se voi avrete il coraggio di farla, io, ma non solo io, insomma anche chi ha parlato prima, perché sia Giovanni Acquati ma anche Roberto Spano, saremo molto felici di darvi una mano nel concreto per realizzare il vostro futuro, sapendo che questo servirà anche a tutta la Sardegna. Grazie. Grazie. Adesso un breve intervento di Massimedo, mi raccomando, devi essere veloce perché qua ci stiamo stancando, e poi diamo la parola al pubblico. Grazie. Sì, assolutamente. Brevissimo, ho perso la bandiera. Okay. Intanto grazie a tutti per essere venuti e per aver partecipato a un tema che sicuramente è abbastanza ostico per tutti, e anche come abbiamo sentito nelle varie relazioni, insomma ci sono concetti tecnici che probabilmente avremo bisogno magari anche di riparlarne per metabolizzarli con calma e poi vedere nella pratica come si possono realizzare. Ringrazio naturalmente tutti i relatori che sono stati chiari e hanno espresso dei concetti secondo me molto, molto importanti, che poi l'auspicio è quello che possono essere messi in pratica magari in via sperimentale, con tutte le cautele del caso, anche qui, insomma, anche a Teolada, perché come sappiamo bene i problemi della nostra economia sono drammatici, vediamo che abbiamo un sacco di risorse ambientali, culturali, eccetera. Abbiamo un sacco di forze, di persone che potrebbero
metterle a frutto, creare ricchezza con queste risorse qua, e ci manca il metro, ci manca magari l'euro che serve per, diciamo così, agevolare la creazione di ricchezza. E la moneta comunale, come abbiamo sentito, potrebbe essere quello strumento che permette di agevolare gli scambi, che permette di ancorare la ricchezza al territorio, che permette di, come dire, di stimolare l'economia e di creare ricchezza. E quindi, insomma, ringrazio i relatori anche per la loro disponibilità eventualmente a collaborare per poi metterle in pratica queste idee che abbiamo sentito oggi. Io lascio subito la parola al pubblico perché immagino che, dato la complessità dei temi che abbiamo trattato, ci saranno delle domande dal pubblico. Vi ringrazio ancora. Chiunque voglia fare delle domande alzi la mano e il microfono è qui. Grazie. Mani alzate? Eccolo. No, avvicinate il microfono così si sente. Fai il favore. Vabbè. Grazie, saluti a tutti. Due domande faccio. La prima è: la moneta complementare comunale, se avete fatto una bozza, sarà una moneta cartacea oppure elettronica? La seconda domanda: se c'è un fondo reale, in euro, non lo so, o in fiducia, che garantisce diciamo, la compensazione di chi dovesse accumulare molta moneta e poi in qualche maniera deve riscuotere il valore di questa moneta accumulata. Sì, ci sono altre domande, prendiamo tutte le domande insieme così poi possiamo rispondere più con calma. Per il momento non è vero. Allora, Pietro, se vuoi specificare questi aspetti. No, perché ho parlato di bretelle e poi non vi ho detto cosa sono le bretelle. Insomma. Allora, nel mio ideale di moneta comunale, la moneta tu la emetti e gli diamo anche una scadenza, così uno dice tranquillo, dopo un anno il comune comunque te la paga in euro, va bene? Questo finché non prende piede davvero, si capisce bene il funzionamento della moneta e vedrete che non ci sarà più bisogno di convertirla in euro. Oppure uno ne ha bisogno prima, no? Va al comune, il comune gli dà il 95% prima dell'anno. Allora cosa succede? Succede che noi qui la moneta comunale è anticiclica rispetto anche al patto di stabilità, perché gli euro te li tieni a riserva, no? Quindi tutta una serie di spese che non potresti fare, pagamento di forniture, eccetera, perché sei sotto patto di stabilità, le fai usando la moneta comunale. Poi ripeto, per lasciare tranquilli tutti, sai che a un anno ti viene rimborsata, no? Oppure ne hai, voglio dire, c'hai un bel po' di comunali di Teolada, ti vuoi fare una crociera, ti vuoi recuperare euro, lo puoi fare in privato, ma se poi proprio vuoi andare al comune, lasci un 5%, il comune è in grado di farti. Poi ovviamente il 5% di proventi che tu ti tieni dopo un anno servono a fare quella riserva in valuta pregiata che è l'euro, che dà sempre più forza e garanzia alla moneta comunale. Per la questione cartaceo non ha nessun significato. Cartaceo oggi non serve più. Poi pensate voi che 20 anni fa in Francia il giornale e le sigarette si compravano già con la carta di credito, quindi uno cartaceo è perché dà quell'effetto che tocchi, però ma lo puoi fare anche cartaceo, non ha, Assolutamente, è una carta di credito che tu usi, come una carta di credito. Sardex, Roberto, diglielo come funziona. Allora, sulla questione cartacea elettronica, sì, in effetti in Sardegna abbiamo un livello di utilizzo della carta di credito piuttosto bassa e di conseguenza c'è qualche difficoltà, ma
diciamo si può affrontare. No, mi volevo soffermare un attimo sulla questione garanzia. Tu hai fatto il riferimento che fondo viene costituito per garantire. Probabilmente sono stato un poco chiaro, ma prima ho fatto riferimento al meccanismo che c'è oggi in euro. Tu con gli euro hai la garanzia della banca che si basa su una riserva frazionaria, cioè vengono depositate nelle casse della banca 100 e la riserva che la banca utilizza a garanzia è una frazione di questi 100, 2. Quindi la tua garanzia è 2. Nel caso invece delle monete complementari la garanzia è rappresentata dai beni che vengono scambiati sulla base di questa unità di misura, quindi hai un multiplo, non una frazione. E questo ragionamento ha portato in molti casi a non costituire riserve che sono rappresentate dai beni, cioè la mia spendibilità, i crediti che ho in mano è garantita in ogni momento perché posso spenderla su un paniere dei beni che è un multiplo dei crediti che sono in circolazione. Ma in alcuni casi sono stati usati o sistemi a cui faceva riferimento Pietro, si chiamano demurrage, cioè interesse negativo. Se la tieni ferma, paghi pegno. Oppure, in alcuni casi, come Nantes, è stata prevista una piccola tassa dell'1% che costituisce un fondo di garanzia, che viene utilizzata come garanzia oppure, ed è questo l'utilizzo maggiore, per scopi sociali, quindi finanziare il terzo settore, finanziare iniziative culturali, andare a finanziare quelle cose che significano benessere di chi vive in quella collettività. Qualcun altro che ha dubbi? Prego, Daniele. Buonasera intanto. Io avrei due quesiti. Parliamo di moneta comunale, quindi di moneta locale evidentemente, è un progetto sperimentale. Intanto vorrei sapere da chi la segue da anni se ci sono casi di esperienza in passato e se, posto che immagino sia una cosa volontaria, una decisione volontaria, cioè uno deve scegliere se preferire la moneta comunale o l'euro, perché è evidente che sarà così, se occorre un minimo numero di operatori che aderiscono e che scelgono di preferire la moneta locale all'euro. Anche perché sappiamo che come tutti i progetti sperimentali in genere lo scetticismo, comunque sia la titubanza per temi complessi, qual è evidentemente quello della moneta locale, possono portare ad avere appunto un attimino di difficoltà. Se invece poi si vede che il progetto funziona, evidentemente anche altri saranno stimolati ad aderirci, quindi se c'è una massa critica minima che serva per far partire il volano di questa iniziativa. Un'altra domanda è il fatto che io vedo anche che ci sono degli operatori qua, cioè cosa porta un operatore, un commerciante, un imprenditore a dover preferire la moneta locale all'euro, perché poi di questo si tratta. E infine se il trafficare in moneta locale ha delle implicazioni contabili, ossia gli imprenditori poi devono adempiere a degli obblighi burocratici di registrazione dei movimenti. Questo ha delle implicazioni in questo senso oppure è parallelo e come funziona? Grazie. Sì, chiunque voglia rispondere dei relatori è un'enciclopedia, però sapete cos'è? Che l'emissione monetaria, come detto anche Robert, non viene studiata a scuola. E se voi prendete un giornale economico qualsiasi, Sole 24 Ore, e parla di economia, di finanza, eccetera, sull'emissione monetaria non dicono nulla. E quello è il segreto dei segreti. Perché lo scopo dell'euro e della moneta è non un servizio, ma il dominio, cioè per dominarci, per tenerci servi, schiavi. Questo è lo scopo della moneta. E la moneta comunale è aprire un varco e scappare, liberarci. Questo per buttarla in filosofia. Mentre per quanto riguarda l'impatto sull'economia, cioè se qui, voglio dire, viene uno da fuori, con una macchina da fuori, uno che vende pesci da fuori, no? E tu gli compri il pesce e paghi in euro, quegli euro vanno via ed è ricchezza che va fuori dal territorio. Quindi ricchezza che proprio ci viene portata via. Se invece, voglio dire, noi abbiamo fiducia in noi stessi, fiducia in quello che siamo, in quello che facciamo, allora ci creiamo lo strumento, la moneta comunale,
che circola qui, quindi la ricchezza rimane qui, gira qui. Quindi voglio dire, un commerciante, un operatore economico ha l'interesse a sviluppare la moneta comunale perché? Perché sa che quello che lui ha come servizio o come prodotto, uno della comunità se ne ha bisogno lo prende da lui con la moneta comunale. Invece con l'euro può andare al market, che so, di San Rocco e può fare la spesa a San Rocco. Con la comunale di Teulada va a Zambidda. E quindi cresce l'economia. Invece per il resto, contabilità eccetera, cioè, non cambia niente, anche perché voglio dire, uno fa la fattura è in euro, però poi il compenso, il corrispettivo viene pagato in moneta locale. Questo già avviene in Sardex, per esempio, no? Che uno riceve la fattura, fa la compensazione in Sardex da un punto di vista contabile, amministrativo, burocratico, proprio nessunissimo problema. Sulle dimensioni invece io ho fatto la battuta, Teulada 3800, per quanto mi riguarda sono le dimensioni ideali. Se poi prendete in mano le reti dell'amministrazione di Teulada, diamo anche uno sguardo al bilancio e facciamo anche i conti di quelle che sono le partite che immediatamente possono essere liquidate in comunale di Teulada, adesso non so come lo chiamerete, no? Quindi sappiamo anche qual è il valore della prima emissione monetaria del comune di Teulada, che la userà per fare i pagamenti di tutte le assistenze sociali che si danno agli indigenti, quei 200 euro al mese te li do in comunale e li spendi qui, va bene? Servizi vari, il 20% di stipendio ai dipendenti comunali e quant'altro, lo pago il reddito minimo garantito, la piena occupazione di cui ho detto prima, lo pago tutti con l'emissione, diciamo così, della moneta comunale di Teulada. Così come le imposte comunali le posso incassare in euro, ma le posso incassare anche con l'uso della moneta comunale, cioè sarà il comune, l'amministrazione che garantirà un equilibrio tra quelle che sono le emissioni e quelli che sono gli incassi, in modo tale che immediatamente si percepirà che il valore della moneta che emetterete voi che sarà equivalente all'euro, quindi non ci sarà nessuna differenza, con il vantaggio, ripeto, che la puoi spendere solo qui. E non è come i buoni pasto che somigliano molto, no? Buono pasto uno lo prende e lo spende ovunque, no? Comunale di Teulada lo spendi solo qui. Quello che succederà per i comuni che adotteranno questo tipo di, perché poi io che conosco da dove viene il credito, no? Il credito viene creata moneta da niente. Quindi le banche diventano ricche perché vendono una cosa che non è loro e te la fanno pagare. Non so se rendo l'idea. Quindi quando verrà capita l'emissione monetaria, un comune che si doterà di una moneta comunale e animerà la sua economia in questo senso, la gente non solo andrà via, ma molti rientreranno. Quindi il comune crescerà, tornerà ad essere quello che una volta, perché il fenomeno dello spopolamento penso lo stiate conoscendo anche voi, perché la gente che non ha prospettiva, cioè questo è un posto bellissimo, cioè avete un ambiente, una natura bellissima, però la gente perché va via? Va via perché non ha prospettive. Se gli si dà una prospettiva, la gente ha maggiore, come dire, incentivo a restare, a creare sviluppo e benessere qui. Volevi rispondere anche tu, voleva integrare la risposta, poi prendiamo le altre domande. Sì, sulla questione delle monete comunali, partendo dagli stessi presupposti, con Pietro abbiamo qualche visione applicativa diversa, soprattutto per il tema della trasformazione della moneta complementare in euro, il concetto cosiddetto di redimibilità, che per quanto riguarda la nostra impostazione è assolutamente escluso per tutta una serie di motivi. E poi invece per quanto riguarda la massa critica, per noi massa critica significa disponibilità di un paniere di beni che siano sufficienti a soddisfare la stragrande maggioranza delle richieste. Ecco, qui c'è da verificare come declinare il concetto di paniere di beni in comunità, diciamo, ristrette.
Da questo punto di vista, quindi, insomma, c'è parecchio da fare. C'è parecchio da fare soprattutto per gli aspetti contabili e fiscali, non delle imprese, che sono state completamente risolte, ma della rappresentazione nei bilanci della pubblica amministrazione, perché ci sono alcune differenze che a nostro parere e a parere di molti esperti possono essere risolte, ma vanno approfondite. Tenete presente che studiare gli aspetti fiscali e contabili per un caso più semplice, che è quello delle imprese normali, ha richiesto un bel po' di lavoro. Di sicuro sappiamo che ci sono degli studi in corso, soprattutto per i rapporti tra moneta complementare e patto di stabilità, quindi insomma diciamo avremo delle sorprese interessanti da questo punto di vista. Grazie. Prego. Io parto da una intervista di Prodi di qualche giorno fa. Prodi sostiene che non c'è possibilità di tornare indietro all'euro, e io 10 anni fa ho seguito Prodi e sono andato all'euro e non ho nessun pentimento. Io non sono pentito, perché 10 anni prima di Prodi, con i governi Craxi e Andreotti, io pagavo alla banca, perché sono commerciante, interessi del 37%, l'inflazione al 22%, mio padre prendeva una pensione di miniera di 500.000 lire che diventavano con l'inflazione 250 a fine anno. Qual è il vantaggio di tornare alla lira? È un suicidio. Solo dei pazzi possono pensare che si può tornare alla lira e a questi sistemi. Scusa, ma non è il tema della... Poi, vabbè. L'euro ha rimesso in riga un sistema impazzito e ha consentito che anche quelli come me, che viene da famiglia umile, potesse andare a scuola, mandarci i figli a scuola, perché il sistema delle tutele di uno Stato che funzionava non è venuto meno, grazie a una copertura sovranazionale che ha sostenuto in momenti di difficoltà gravissima. Sono innegabili questi fatti, perché sono la quotidianità degli ultimi 20 anni. La seconda cosa. No, scusa se ti... domande, per cortesia, non interventi liberi. Sì, no, sto parlando del sistema della moneta complementare. Io sono un piccolissimo esperto di moneta complementare di Teulada. Fino al 50 a Teulada funzionava la moneta complementare, era il formaggio. Qui c'erano 400 produttori di formaggio, 3 esportatori, e gli stessi 3 esportatori erano i titolari degli spacci dove i produttori di formaggio andavano a prendere il compenso del formaggio. Quindi il pastore su Gravascio andava dall'esportatore, gli consegnava il formaggio, l'esportatore gli dava un bigliettino per consumare beni che vendeva all'esportatore. L'esportatore, vendendo i suoi beni, imbarcandoli a Portobudella e portandoli a Cagliari, si faceva pagare non in bigliettini ma in denaro. Quindi a Teulada c'erano 3 esportatori e 4 famiglie ricche ed erano gli unici che mandavano i figli a scuola, i dottori e gli avvocati. Gli altri 4.000 che siamo erano tutti servitori. Questo era il sistema che funzionava benissimo, il sistema di moneta complementare, fatto dal formaggio. Se qualcuno vuol tornare a quei tempi, si accomodi. Chiudo sulla moneta complementare. Sul Corriere della Sera, qualche giorno fa, un medico italiano, che fa il medico in un'isola greca, ha inventato una moneta complementare. Funziona in questo modo. Lui, da medico, un pediatra, visita il bambino dell'imbianchino. Non gli chiede 50 euro, e vi dirò perché, ma l'imbianchino gli imbiancherà la casa. Se il bianchino non può imbiancargli la casa, sarà il gommista che gli cambierà le ruote e compenserà con l'imbianchino. Ecco, questo è una moneta complementare. Al medico è stato chiesto: perché avete fatto questo sistema? Sapete perché la risposta è lapalissiana. Perché non c'erano gli euro, cioè manca la moneta cartacea spendibile. Qual è un problema all'origine? Lo risolviamo facilissimamente.
L'isola di Cefalonia in Grecia ha gli stessi abitanti di Teulada. Sapete quanti ciechi totali ci sono a Cefalonia? 600. Sapete qual è l'incidenza mondiale dei ciechi totali sulla popolazione? Su 4.001. Significa che 600 greci prendevano la pensione per ciechi totali pagati con i marchi tedeschi. È chiaro che la Grecia va a gambe all'aria. Come siamo andati noi a gambe all'aria facendo un ospedale ogni 15 km in Calabria, senza parlare della SARS e di Portovesme. La questione è che lo Stato deve funzionare e deve garantire i servizi ai cittadini e ci vuole per questo una sanità mentale da parte di chi amministra la cosa pubblica, che è quel che è mancato a noi. Grazie. Non avevo capito la domanda, Salvatore. La domanda è come lo fate? Sostituite il formaggio a un'altra moneta, funzionerà allo stesso modo. Tu sulla Antatene su Dinai è stato tutto usato Altre domande? Vieni, avvicinati Massimiliano, grazie. In termini di signoraggio o altro, insomma. No, la mia domanda è più tecnica, diciamo, insomma. Allora, se noi utilizziamo una moneta complementare in un contesto chiuso, come può essere questo paese, il quadro complessivo dei beni o dei servizi che possiamo fornire al consumatore finale è chiaramente limitato. Quindi potrebbe verificarsi un problema nel momento in cui un commerciante, essendo costretto a approvvigionarsi, diciamo, dall'esterno del comune, quindi essendo costretto a pagare in euro le merci e poi ricevendo solamente, non so, comunali, come si vogliono chiamare, si ritrovi costretto, prima della scadenza dell'anno, a dover cambiare altri crediti, diciamo, comunali in euro, pagando la franchigia del 5%. Come risolvete questo problema qua? Allora, adesso si possono fare i conti, ma io ho già detto che ci deve essere, ci deve essere un equilibrio tra l'emissione monetaria, no? E quello che è il complesso dei beni e servizi che possono essere acquistati. Abbiamo parlato poi di moneta complementare e non di moneta sostitutiva, quindi l'euro continuerà a circolare, nel senso che il commerciante che dovrà approvvigionarsi fuori userà gli euro perché i comunali di Teulada non glieli prenderanno. Poi, il mercato interno poi però, vedi, però il mercato interno sarà stimolato a produrre un certo quantità dei beni e dei servizi che oggi non vengono prodotti perché non gli vengono pagati in euro e magari venendoli pagati in moneta comunale avrà l'incentivo. Questo è dove ha trovato applicazione, no? Dove ha trovato applicazione la moneta comunale dappertutto. Le monete complementari o i circuiti multilaterali hanno animato l'economia, cioè quello che fa Sardex, adesso Roberto mi ha detto prima 1.200.000 euro di transazioni al mese, no? Quel 1.200.000 euro di beni e servizi che sono stati pagati senza Sardex, quell'economia non avrebbe circolato. Ecco qual è la dimostrazione. Quindi, poi voglio dire, adesso non facciamo i conti al millesimo, però diciamo questo, che il comune emetterà nella misura in cui troverà un corrispettivo in beni e servizi che verranno scambiati. In eccesso non emetterà, perché se no succede quello che succedeva, che ha detto quel signore, l'inflazione, che l'inflazione ha un motivo. Paradossalmente, quando un paese ha la sovranità monetaria, le tasse le usa non per fustigare i cittadini e per condannarli, ma le usa proprio per raffreddare l'inflazione. Quindi se sale l'inflazione aumentano le tasse. Oggi siamo in un periodo di deflazione, inflazione non ce n'è e siamo impiccati da un livello di tassazione che è più alto al mondo. Sì, volevo semplicemente integrare la risposta, anche se chiaramente non sono un esperto del tema, però chiaramente il fatto di avere uno strumento in più, che ripetiamo è uno strumento in più, non è che non circoleranno più gli euro comunque continueranno a circolare, ci saranno in più altre cose che si potranno chiamare comunali, in ipotesi chiaramente. Queste cose in più serviranno anche per stimolare ad avere più beni e servizi che si producono in paese.
Cioè, purtroppo magari c'è qualcuno che è bravissimo a fare l'idraulico e non può fare l'idraulico perché non c'è nessuno che ha gli euro per chiamare ad aggiustare i rubinetti. Cioè ci sono i rubinetti rotti, ci sono gli idraulici e non c'è lo strumento per cui questi idraulici possono lavorare. Questo è il senso di fare una moneta complementare comunale. Allo stesso modo, il fatto di avere questa moneta comunale stimolerà per esempio i commercianti ad approvvigionarsi in modo migliore dai produttori locali. Cioè se io ho una bottega e ricevo gli euro, è chiaro che magari andrò ad approvvigionarmi dal fornitore turco, che ne so, che mi fa le arance al prezzo più scarso possibile. Se invece ho dei comunali e quindi so che i miei cittadini potranno spendere quella moneta e so che quella moneta la potrò dare al contadino o a chi ha un'impresa agricola che produce quegli arance, anche se mi costeranno leggermente di più, mi converrà comunque andare a prenderle in paese, cioè naturalmente costeranno di più non perché il contadino si sta diventando ricco o ci sta guadagnando, ci sta marciando, costeranno di più perché chiaramente il lavoro da noi costa di più di quello che potrebbe costare in Turchia e magari c'è anche una qualità migliore. E quindi cioè, questo strumento veramente potrebbe stimolare tutta l'economia e diciamo così, anche i beni e servizi che non ci sono attualmente in paese potrebbero nascere dato il fatto che c'è una domanda incomunale di quel bene e servizio. Io penso che anche dentro Sardex un po' questo meccanismo stia avvenendo, cioè magari ci sono dei beni e servizi che non ci sono ancora all'interno del circuito e però c'è una richiesta in Sardex di quei beni e servizi, magari qualcuno gli viene in mente di iniziare a produrli quei beni e servizi all'interno di quel avendo già diciamo così una richiesta, cioè la cosa migliore per un imprenditore è aprire un'azienda e avere già i clienti alla porta. Io penso che sia la cosa migliore del mondo, no? Avere già qualcuno che ha la possibilità di pagarti un prodotto che sta iniziando a commerciare. Quindi questa è solo una breve integrazione alla risposta. Ci sono altre domande? Su questo magari ti risponde Roberto. Nell'affrontare il tema che è stato evocato dell'inflazione o di un utilizzo di una moneta complementare formaggio in senso non virtuoso, perché quello era un sistema di vessazione, uno non aveva la possibilità di scegliere se aderire o no, come funzionava a Montevecchio. Veniva battuta una moneta locale, tu non potevi decidere se comprare o no nello spaccio della miniera, dovevi comprare nello spaccio della miniera, quindi diciamo che c'erano dei gradi di libertà consistentemente diversi, quindi è proprio la filosofia alla base, che è quella della reciprocità, mancava, c'era la filosofia della vessazione, che è un'altra storia. Il problema dell'inflazione c'è, quindi io lo chiamo definizione del paniere dei beni, cioè non deve succedere che io abbia dei crediti in mano e che non riesca a spenderli. Questo è un problema e può essere affrontato in certi modi facendo crescere il circuito in maniera intelligente. L'altra questione è che la moneta complementare non dobbiamo dimenticarci che è complementare e quindi deve essere progettata, utilizzata e fatta crescere in maniera complementare all'euro. Perché utilizzarla? Ma perché l'euro non sta facendo tutto quello che dovrebbe fare una moneta, semplicemente per quello. Poi lei dice, perché non utilizzare il Sardex? Io sono d'accordo con lei, utilizziamo il Sardex e quindi insegniamo ai comuni come utilizzare il Sardex. Sì, adesso qui uno potrebbe dire ensia non sunt multiplicanda preterrazionem, cioè se abbiamo già una cosa che funziona perché crearne un'altra, e questo è un approccio. L'altra questione è, e penso di cogliere in questo l'idea di Pietro di moneta comunale, come facciamo a far sì che il Sardex che gira per tutta la Sardegna crei ricchezza innanzitutto a Teulada e poi a San Rocco?
Ecco, questo è un bel problema e diciamo, ci si può ragionare in vari modi, però ricordandosi sempre che avremo una moneta di scopo che deve essere tarata per quei problemi e sarà affiancata all'euro. Giusto per spiegarmi un po' meglio, a qualcuno potrebbe venire in testa il Sardex combatte le banche. Sbagliato, sarebbe proprio una visione distorta e poco intelligente della questione. Aspetti, i politici sono, guardi, sa cosa ha detto uno scrittore portoghese che a me piace molto? Sono sorpreso della stupidità degli uomini che vivono la loro vita e dietro questa stupidità c'è un'intelligenza incredibile. Molte volte dietro comportamenti apparentemente stupidi c'è una certa logica e qualche volta andare a vedere più la logica. Aspetti. Allora, per quale motivo noi andiamo in banca e non ci danno credito? Non ci danno credito perché, vi diranno tecnicamente, i parametri Basilea dicono che lei è un cliente non affidabile. Tradotto in termini, diciamo, più potabili, significa che la nostra iniziativa ha un livello di rischio per la banca che costringe la banca a costruire delle riserve molto elevate per poterci dare un credito. Questo perché deve mantenere, secondo le disposizioni europee, un certo equilibrio nelle riserve. Ora, questo è quello che succede tutti i giorni. Lei domani va in banca e si sentirà dire così. Lei si immagini che cosa le direbbe la banca se lei ha smobilizzato delle sue giacenze di magazzino in crediti, quindi il peso delle rimanenze si è abbassato, quindi lei è diventata un po' più virtuosa. Cosa le voglio dire? Che l'utilizzo intelligente della moneta complementare, che è una parte di fatturato aggiuntivo, può permettere di migliorare il proprio profilo di rischio. Quindi la moneta complementare può essere un alleato della banca, perché può far diventare bancabile una persona che prima non lo era esattamente. Lei mi dirà, sì, però ci vogliono delle banche intelligenti, vero? Però la banca di mestiere cosa fa? Fa soldi prestando dei soldi. Se non può prestare a qualcuno, è una vendita in meno che fa. Quindi teoricamente può esserci un'alleanza e in alcuni posti d'Italia noi lo stiamo registrando. Cioè stiamo registrando soprattutto da parte delle banche di credito cooperativo, un interesse piuttosto marcato ad avere nel territorio dove loro si muovono strumenti di questo tipo che le aiutano ad abbassare il rischio dei propri clienti e quindi a poterli mantenere. Qualche altra domanda? Se no c'era un intervento di Giovanni finale e poi succumbito. Volevo solamente agganciarmi molto rapidamente anche e soprattutto le ultime cose e dire fare una riflessione che per me è un po' un punto importante che volevo dire in questa circostanza. La prima cosa è che proprio anche in base a quello che si intima ultimamente anche agli interventi, mi pare evidente che bisogna sempre considerare che vi è una combinazione di elementi. Non c'è un qualcosa che funziona meglio di un altro, ma un qualcosa che completa quello che manca o qualcos'altro. Per cui bisogna sempre pensare che Sardex, moneta comunale o euro o banca etica o altre forme di risparmio sono soggetti che devono in qualche modo mettersi insieme, costruire degli elementi territoriali forti, cioè una rete del territorio, in modo che, e ritorno a dire quello che dicevo prima, i cittadini si sentano sempre più protagonisti e non si sentono espropriati nella gestione del loro territorio e del loro patrimonio. Per cui non bisogna mai pensare che quello che dicevo prima, secondo me è un elemento importantissimo, non c'è da dire questo è meglio di quell'altro, no, questo completa quell'altro, si complementa con quell'altro. Quindi tutto ciò che abbiamo sentito stasera, secondo me sono elementi che vanno messi insieme intorno al tavolo e in un territorio come Teulada devono essere intorno al tavolo.
anche le casse comunali o le casse di banca etica, Acanta, lo strumento di cooperativa finanziaria etica che stiamo mettendo in piedi, Sardex. A me piacerebbe, o stimolo sempre in questa direzione, che in un qualunque territorio intorno al tavolo qui ci siano tutti i soggetti, poi di fronte ad ogni tipo di problema si sa qual è lo strumento migliore, si sceglie quello che puoi fare tu, quello che puoi fare tu, come si interviene in questo, come si interviene in quell'altro, se devi dare un contributo, che forma, eccetera. Per cui la cosa fondamentale è che deve essere decisa dai cittadini e studiata tecnicamente poi dai cittadini. L'importante è avere le idee, di mettere in moto, volere prendere la decisione di prendersi in mano il paese sul serio e di non farsi gestire da altri, ma gestirsi noi direttamente. Quindi rete come concetto di fondo e tutti gli elementi sono importanti. Secondo elemento, che è comunque, diciamo, conseguente a questo, io lo dico abbastanza spesso, non è più importante solamente parlare. Vale a dire, noi ci stiamo dicendo troppe parole da tanto tempo, ok? Ormai le parole sono vuote, lo sappiamo. Finché non si mettono in atto non si mettono in atto delle azioni concrete, non abbiamo neanche la misura se la cosa funziona o no. Noi dobbiamo sperimentare, agire, costruire, prenderci dei rischi, perché se non ci si prende dei rischi non si fa nulla. Quindi anche se ci sono delle idee, è importante che queste idee in qualche modo vengano studiate, ma messe in atto. Dico sempre che fare è più importante di dire. Ovviamente quando le cose si discutono troppo, lo sapete meglio di voi, poi si perdono come intensità nel tempo e di conseguenza i soggetti non la sentono più come qualcosa di importante. Nel momento che c'è un'idea, l'importante è che ci sia un territorio che aiuti affinché questa idea venga costruita e venga sviluppata. E lo dico anche perché qua siamo in una roba di progress, dico anche quest'altra cosa, anche la concezione stessa del partito per me ha questa dimensione. Non può più essere un partito di parole, deve essere un partito di azioni. In sostanza dico, se un partito innovativo davvero vuole mettere in atto un percorso veramente nuovo, deve puntare a essere un partito che costruisce iniziative, azioni concrete e non un partito che cerca il voto. Il voto viene di conseguenza alle azioni che tu metti in atto nel territorio. Costruiamo processi, coinvolgiamo i cittadini, facciamo in modo che questi processi siano la ricchezza del territorio. Poi il voto arriva da sé automaticamente. Mentre la logica del partito di oggi e delle azioni di oggi è andare a cercare il consenso per il consenso. Non pagherà mai più, non pagherà mai più. Io spero che davvero in alcuni territori, magari questo, dove si è fatto questo bellissimo convegno, che anche per me è stato molto interessante, possa esserci un primo stimolo per veramente, visto che avete poi le elezioni tra poco, chissà, che ci sia qualche candidato qui che voglia davvero prendersi qualche responsabilità in più e cominciare a decidere che bisogna veramente e concretamente agire in modo diverso. Non tutti saranno d'accordo, è evidente, figuriamoci, chissà quanti contrasti, ma però bisogna prendere delle decisioni serie, cominciare una certa azione e poi i risultati, se si fanno delle cose serie per i cittadini, non per un beneficio esclusivamente individuale e personale, sicuramente i risultati ci saranno. Vi ringrazio. Ok, grazie a tutti per essere intervenuti. Adesso vi offriamo qualcosina giusto per rifocillarvi da questa lunga serata. Grazie a tutti.